Bene, dovremmo esserci, grazie per la pazienza a tutti quanti, benvenute e benvenuti all'Università di Trieste, questa magnifica cornice della Biblioteca Antica del Polo Universitario di Portogruaro e siamo molto contenti di avere questo tipo di riscontro da parte vostra, così numerosi, per un tema, come potete vedere, così importante come gruppo di pedagogia, di pedagogisti dell'Università di Trieste in occasione dei 30 anni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ci siamo sentiti in dovere di organizzare questo evento, questo convegno, un momento di confronto e di riflessione appunto sul tema dell'infanzia, e per farlo abbiamo chiesto la presenza di alcuni illustri ospiti molto autorevoli, i relatori che ci saranno subito dopo, le autorità e ovviamente la Ministra per le pari opportunità e la famiglia. Prima di essere ospiti dell'Università di Trieste siamo ospiti di una città, di Portogruaro, quindi anche se fuori programma vorremmo che a darci un saluto di accoglienza, di benvenuto sia l'amministrazione comunale, quindi lascio un momento la parola al vice sindaco di Portogruaro, dottor Toffolo. Grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, anzi, benvenuta signora Ministra e benvenuti a tutti i relatori all'Università di Trieste che diciamo a Portogruaro ha trovato sede e noi siamo sempre ovviamente molto onorati e molto compiaciuti di questo. Portogruaro è una città che ha una grande storia culturale, era sede di seminario, era sede vescovile, quindi ha una cultura secolare e accanto a questo però ha anche una sensibilità di tipo sociale, di tipo viviamo tra l'altro in un contesto qual è quello diciamo del Veneto, dove la famiglia comunque ha rappresentato il primo ammortizzatore sociale, se possiamo così dire. Quindi però viviamo momenti difficili, nuovi, anche Portogruaro ha bisogno di nuovi strumenti, quindi ascolteremo volentieri. Ovviamente tra parentesi porto il saluto del sindaco Maria Teresa Senatore che è impegnata purtroppo a Venezia in un altro diciamo, convegno. E quindi grazie di essere così numerosi e grazie a tutti voi diciamo, di questi lavori. Ecco. Dicevamo, polo universitario, è un polo universitario composito, per chi non lo conoscesse, una storia di oltre 20 anni, poi la ricorderemo, la ricorderà in particolare il dottor Forliti, il consigliere incaricato, un polo in cui ci sono più università, l'Università di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia, ma soprattutto l'Università di Trieste, che è qui in questo polo da più di 20 anni con il corso di Scienze dell'Educazione, prima anche con il corso di Scienze della Formazione Primaria, un giro di studenti per intenderci di quasi 1000 unità, e l'Università di Trieste è appunto impegnata da tempo nello svolgimento di corsi di attività didattiche anche post lauream, e oggi l'Università di Trieste è rappresentata dal prorettore vicario, professor Walter Sergo, che ringraziamo di essere qui e al quale lascio la parola. Grazie. Grazie. Vediamo se riesco a farmi sentire come riesco in aula. Signora Ministro, autorità civili, accademiche, care studentesse e cari studenti. E a nome del rettore dell'Università di Trieste, professor Roberto Di Leonardo, che vi do il benvenuto in questa meravigliosa sede che ho scoperto pochi minuti fa, guidato in visita dal referente locale. Ci troviamo per un convegno che fa da seguito e da contraltare ideale ad un altro convegno dedicato all'infanzia all'Università di Trieste 10 giorni fa. Lì la luce d'attenzione era particolarmente rivolta agli aspetti normativi e legislativi. In questo contesto, e dato il corso di studio di successo di cui viene ospitato, invece vorremmo mettere un faro d'attenzione agli aspetti educativi, per questo che ci troviamo qui. Sapete che il trentennale che ci troviamo a celebrare
in realtà viene dopo un percorso molto più articolato. Si comincia a parlare di diritti dell'infanzia intorno agli anni 20, vi è una commissione all'ONU che tratta la cosa più o meno in contemporanea con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo al termine degli anni 40, ma è solo una trentina di anni fa che si riesce a normare, anche se a livello internazionale, sui diritti dell'infanzia. Chiudo questa parola di saluto con un auspicio che ha a che fare con il differente ruolo e la direzione che hanno diritti e doveri. I diritti sono un faro d'attenzione che la società, il mondo riversa su di noi quando ancora noi non ne siamo consci. Ed è giusto e sacrosanto che sia in diritto questa attenzione. La sfida per questa società, per la nostra società, e lo vedete anche da pressioni e tensioni che ci circondano, è il coniugare questa attenzione che a noi viene data con l'attenzione che poi noi riusciamo a riversare verso i nostri simili, anche più deboli, e che va sotto il nome generico di doveri. Questa è la sfida che credo dobbiate accogliere come educatori, e su questo vi auguro buon lavoro per il resto della giornata e ricevo la parola al nostro mentore. Grazie al professor Sergo. Approfitto una piccola parentesi tecnica, una comunicazione di servizio però importante, perché siamo in diretta streaming, lo volevo ricordare perché quindi ci sono delle persone che ci stanno seguendo da casa, e questa diretta inoltre, oltre a essere visibile dal sito Facebook della Fondazione Portogruaro Campus, sarà poi anche visibile a posteriori attraverso il canale YouTube della stessa fondazione, quindi lo diciamo, siamo tra l'altro, oltre che collegati con delle persone a casa, anche con un'altra aula, e quindi saluto anche i presenti in aula 3. E torniamo a noi, dicevamo gruppo di pedagogisti della pedagogia. Dal punto di vista accademico, la pedagogia all'Università di Trieste ha una casa, che è il Dipartimento di Studi Umanistici, una casa ampia, composita, dove ci sono diverse anime, la storia, la filosofia, gli studi sociali, le lingue e le letterature straniere, l'italianistica, l'antichistica e appunto la pedagogia. Dicevamo un dipartimento ampio, composito, dove siamo quotidianamente impegnati tutti quanti noi, con fatica, specialmente in questo momento storico, a rivendicare, a testimoniare l'utilità dei saperi inutili, utilizzando una provocazione di Abraham Flexner, e la direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici è la professoressa Elisabetta Vezzosi, che è qui al mio fianco, alla quale diamo senz'altro la parola, alla quale va un ringraziamento particolare per la vicinanza che ha sempre testimoniato rispetto ai temi e alle attività del gruppo di pedagogia, e anche perché, vedrete, è particolarmente implicata sui temi che sono a convegno quest'oggi, a dibattito quest'oggi, in particolare quello sulle pari opportunità, e quindi anche per questo siamo particolarmente felici di averti, Elisabetta, e grazie, la parola a te. Grazie Matteo, grazie della presentazione. Credo che oggi, l'evento di oggi sia un evento molto importante. Il tema lo dice, i diritti dei bambini, delle bambine, degli adolescenti, delle adolescenti, è un tema centrale a livello globale, uso questo termine abusato, però questo è. Oggi parleremo di questo tema in maniera molto sfaccettata. E ringrazio subito i colleghi e le colleghe del corso di laurea in Scienze dell'Educazione per aver creato questa occasione importante. E già questa occasione mostra proprio quello che Matteo Cornacchia vi stava dicendo poco fa,
che il nostro Dipartimento, naturalmente ci sono anche ospiti esterni, ma il nostro Dipartimento è molto sfaccettato e dunque può offrire tante competenze che oggi ascolterete. Il tema, vi dicevo, il tema dei diritti è uno dei temi importanti della ricerca del nostro Dipartimento. Naturalmente ce ne sono molti, però i diritti e i diritti umani. Molti dei nostri colleghi lavorano su questo in maniera molto differenziata. Io credo che di diritti e di diritti umani si parli molto, ormai da decenni, ho anche scritto su questo tema, su questo punto particolare, ma si pratichino poco, molto meno di quanto si dice. E questo riguarda anche i bambini, le bambine, gli adolescenti e le adolescenti. Non è un tema scontato, noi troppo spesso guardiamo soltanto alla realtà occidentale e anche sulla realtà occidentale, come vedremo oggi, c'è molto da dire, ma non esiste soltanto il contrasto al bullismo, la violenza ai minori, di cui parleremo. Esistono anche moltissimi bambini che non raggiungono i 5 anni di età perché muoiono per malattie, soprattutto in Africa e in Asia, ma soprattutto muoiono per malattie per cause che sarebbero prevenibili. Il segretario dell'UNICEF non molto tempo fa, forse proprio in occasione di questo trentennale, ha detto che se a livello di governance globale non si cambia verso su questo tema, di qui al 2030 moriranno 56 milioni di bambini, una stima nel mondo. Allora, questa convenzione di cui già si è cominciato a parlare, ha parlato anche il prorettore, come sapete, dell'89, prevede una serie di diritti di cui oggi si parlerà, che sono però raggruppabili in varie famiglie di diritti civili, diritti sociali, diritti politici, ma anche diritti economici e diritti culturali, perché tra i bambini ci sono anche tantissimi lavoratori, il lavoro minorile, soprattutto in alcune aree del mondo, come sapete, è un lavoro di sfruttamento che mina i corpi, e non soltanto i corpi di questi bambini e bambine per tutta la vita, che è una vita spesso molto breve. E poi in Italia, tornando all'Italia, abbiamo, come molti altri paesi, un problema grande che è la protezione, la tutela dei ragazzi e ragazze migranti non accompagnati. E questo penso che sia un altro grande tema che forse non viene trattato oggi, ma voglio ricordarlo in questa introduzione perché credo che questo sia uno però dei temi grandi che l'Italia deve affrontare. L'Italia ha firmato questa convenzione stranamente pochi anni più tardi, perché spesso l'Italia è ritardataria, no? Rispetto alla firma delle convenzioni dell'ONU. L'ha firmata mi sembra nel 91, un paio di anni dopo la firma della Convenzione delle Nazioni Unite, e credo che ci sia ancora però tanto lavoro da fare e quindi sono molto felice che la Ministra sia qui, naturalmente, perché certamente avrà e ha una capacità d'ascolto che si può riversare sulle politiche pubbliche di governo. Grazie. Proseguiamo in questo giro di introduzione e di saluti con un altro doveroso intervento di saluto. Abbiamo detto Università di Trieste, abbiamo detto Polo Universitario di Portogruaro. Ebbene, se c'è un polo universitario a Portogruaro lo si deve a una fondazione, che è la Fondazione Portogruaro Campus, che gestisce questo polo. Una di quelle circostanze in cui le cosiddette sedi periferiche sono però sedi virtuose, una periferia virtuosa in questo caso, e una fondazione, voglio ricordarlo, che ha 2 soci fondatori importanti, uno è qui presente, il Comune di Portogruaro, l'altro la Fondazione Collegio Marconi,
È una fondazione che sta gestendo da più di 20 anni, dicevamo, questo polo in maniera mirata, in maniera oculata e attenta, e quindi siamo grati alla fondazione per questo tipo di attenzione, per l'impegno, e per questo motivo chiedo a Massimo Forliti, che è il consigliere incaricato della fondazione, però saluto anche il presidente, avvocato Aldo Maganza, che è qui in prima fila, e vi lascio senz'altro la parola per un indirizzo di saluto anche da parte vostra. Grazie Matteo. Ecco, io do un benvenuto a tutti, alla Ministra, grazie di cuore per aver trovato quella che immagino essere una nostra agenda molto fit al tempo per dedicarci qualche ora, grazie di cuore da parte anche della, come le è stato detto, dalla città di Portogruaro. Grazie al Dipartimento di Scienze Umanistiche che ha organizzato questo bellissimo convegno, grazie a tutti i presenti, ai tanti giovani e giovani, quindi grazie, fa piacere. Queste aule, come sapete, organizziamo spesso convegni rivolti soprattutto a voi, quindi ai giovani frequentate queste aule, ditelo ai vostri amici perché siamo qua per voi. La Fondazione Portogruaro Campus, come ha detto Matteo, ha 1 migliaio di studenti, oltre 20 anni di vita, come sapete, come ha ricordato Matteo, il professor Cornacchia, lavoriamo con 3 università, e lo facciamo soprattutto per voi, per la comunità, e approfittate di questa occasione che c'è. Io non entro nel tema del convegno perché non ho neanche la competenza per farlo, lo faranno meglio i professori e i relatori, però trovo bellissimo il titolo di questo convegno, i diritti invisibili dei bambini e delle bambine. È un convegno che è stato organizzato in occasione del 30ennale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, è un argomento accademico molto importante, però credo che ci ponga, il futuro dei giovani ci ponga, questo argomento ci ponga di fronte al nostro presente, come ricordava la professoressa Vezzosi, quante cose, quanti bambini soffrono e muoiono in giro per il mondo, e ci pone di fronte anche al nostro futuro, perché i bambini e gli adolescenti di oggi sono il nostro futuro. E non curarli è un vulnus gravissimo. Io me ne rendo conto, ho avuto questo privilegio di seguire questa fondazione, svolgo un altro lavoro, viaggio molto e mi rendo conto come nel nostro paese il futuro dei giovani è veramente trascurato. Io volgo un invito alla Ministra perché non è un tema elettorale, diciamo, quello della formazione della scuola, e mi rendo conto che spesso nel dibattito politico è un pochettino trascurato, però credo che sia fondamentale averlo perché ne va del nostro futuro ed è veramente per il nostro Paese una cosa importante. La nostra fondazione è qua per voi e devo dire lo facciamo col cuore, non possiamo altro che augurarci un buon convegno, non dico altro perché non voglio rubare altro tempo, buoni lavori e buon convegno per il futuro. Sono un po' emozionato perché devo dire non è facile avere qua un'autorità, grazie e buon lavoro veramente a tutti. Bene, grazie anche al dottor Forliti, siamo ormai, come avete visto, alla conclusione di questo primo giro di tavolo. Concluderò io come coordinatore del corso di studio in Scienze dell'Educazione che ho l'onore e l'onere di coordinare, e lo voglio fare però, voglio dire 2 parole ringraziando anzitutto la Ministra, la professoressa Bonetti, non soltanto per aver accettato il nostro invito, ma per averlo, come dire, aver difeso, fatto tutti gli sforzi possibili per garantire questo posto in un'agenda che potete immaginare molto fitta di impegni e di appuntamenti. Scienze dell'Educazione, 2 parole su questo corso di studio. Mi fa piacere poterle dire proprio di fronte alle autorità e di fronte alla Ministra. Come vedete una platea di giovani, di studenti, sono i nostri studenti in Scienze dell'Educazione, e è un corso di studio questo che ha una mission ben precisa, ha una vocazione professionalizzante, di cui siamo orgogliosi, perché chi abbiamo di fronte sono gli educatori e le educatrici di domani. Educatori ed educatrici che lavoreranno tanto nei servizi alla prima infanzia, il segmento del cosiddetto 03, il comparto dei nidi per capirci, ma anche gli educatori sociopedagogici, gli educatori che lavorano nel cosiddetto extrascuola, che si occupano dei temi delicati come quello della disabilità, delle devianze e delle problematicità giovanili, lavorano con gli anziani, lavoreranno nell'ambito dell'intercultura, dell'animazione sociale, della costruzione di politiche di comunità. Quindi stiamo parlando di una professione che è
possiamo dire di prima linea, gli educatori sono i primi a intervenire nel momento in cui emergono delle vulnerabilità di tipo sociale. Qualche anno fa si utilizzavano espressioni come educatori di strada o educatori di frontiera proprio a sottolineare questo immediato intervento richiesto all'azione educativa, e con loro abbiamo intrapreso un percorso e loro stanno investendo in formazione per svolgere questo tipo di professione. Una professione che certamente saprà, signora Ministra, ha una sua storia, ha una sua vicenda di oltre 40 anni, ma soltanto pochi anni fa, precisamente alla fine del 2017, inizio 2018, con la legge di bilancio del 2018, la legge 205, solo in quel momento siamo riusciti ad avere una cornice normativa per questa professione, e lo voglio ricordare in questa circostanza. Dobbiamo questo risultato a una parlamentare, alla professoressa Vanna Iori, che direi con perseveranza, a volte con ostinazione, è riuscita a garantire questo tipo di riconoscimento agli educatori sociopedagogici. Tra l'altro una educatrice, una nostra collega, una collega pedagogista, quindi direttamente implicata. Consideriamo però la legge 205 soltanto un punto d'inizio, non è una legge perfetta, ci sono ancora molte questioni da affrontare rispetto al riconoscimento della professionalità degli educatori. Il fatto per esempio che ancora ci sia un doppio canale di formazione, educatori sociosanitari ed educatori sociopedagogici, il fatto che vengano richiesti determinati requisiti per lavorare nei nidi d'infanzia, mentre non vengano richiesti per lavorare nel sociopedagogico. Quindi i problemi indubbiamente ci sono, ma li affronteremo. Noi oggi però, Ministro, non le chiederemo nulla, non vogliamo caricarla di ulteriori responsabilità. Di solito quando si ha a tiro un Ministro e l'opportunità di avere un Ministro si coglie l'occasione per fare richieste o per strappare promesse. Noi non lo faremo, ma non lo faremo perché non serve nel suo caso. La sua storia e la sua biografia sono già garanzia di impegno su questi temi, e quindi noi non facciamo altro che esprimere la nostra vicinanza, il nostro sostegno per il tempo che le circostanze le concederanno, ma sarà sicuramente buon tempo speso per la causa dell'educazione. Quindi la ringraziamo e a questo punto le lasciamo la parola per introdurre i lavori. Grazie. Grazie. L'impegno questo già lo dico, pienamente assicurato, sarà pienamente assicurato, poi ovviamente come sempre assicurare l'impegno e la caparbietà, la passione di cui siamo capaci non è garanzia necessaria per la riuscita della strada, ma a volte si dice che è la strada, no? che dà significato alle cose, non è necessariamente l'arrivo, perché poi magari qualcun altro raccoglierà l'eredità e andrà avanti, quindi io penso che già sia importante oggi per il nostro Paese attivare percorsi, processi, direzioni in modo consapevole, in modo il più comunitario e ampio possibile. Vi ringrazio davvero per questa occasione, grazie al prorettore, grazie ai colleghi presenti. Io mi permetto di dire colleghi perché rimango una professoressa universitaria, quindi sono ulteriormente a casa, insegno analisi matematica, non pedagogia, però in qualche modo la comunità universitaria rimane insomma sempre casa per tutti noi, questo lo sappiamo, e quindi sono particolarmente onorata, felice, insomma, e anche un po' emozionata ad essere qui. Grazie alle autorità presenti e a tutti gli studenti e ricercatori che ci sono. Ovviamente offro un punto di vista che è quello della responsabilità del servizio che sto svolgendo, non sono una pedagogista, però credo che sia estremamente importante oggi affermare una necessaria assunzione di responsabilità che il Paese deve mettere in campo, a partire e sollecitato dalle istituzioni, ma con poi una condivisione davvero che sia il più ampia possibile. 30 anni dalla Convenzione, una Convenzione che è stata straordinaria nella nostra civiltà e che è arrivata solo nel 1989. Questo è incredibile se si dice. Io avevo 15 anni.
Allora, vuol dire che io per 15 anni della mia vita ho vissuto esattamente il periodo dell'infanzia e dell'adolescenza senza che nel mondo qualcuno avesse affermato che c'è un diritto universale che va garantito a tutti i bambini e a tutte le bambine e che questo diritto fosse un diritto non solo alla non discriminazione, un diritto allo sviluppo, un diritto alla vita, un diritto alla possibilità di poter contribuire, di avere una voce ritenuta autorevole e quindi riconoscibile e da ascoltare nella nostra comunità, ma anche un diritto che in qualche modo assicurasse quello che è cosiddetto superiore interesse del bambino, cioè una centralità del bambino. E fa effetto che sia accaduto solo nel 1989, in quello stesso anno, che per le coincidenze storiche, che credo non abbia nessun tipo di connessione, nemmeno gli statistici potrebbero trovarle, questo anno che quest'anno un po' richiama dall'abbattimento anche di un muro importante nel paese. Ecco, in qualche modo mi piace pensare che questi 30 anni della nostra storia abbiano proseguito in luoghi, in modi diversi, la ricostruzione di ponti possibili da quel muro abbattuto da questa dichiarazione, che oggi però ci interroghino, ci interpellino in modo forte e non semplicemente evocativo, diciamo, e celebrativo. Parlare di 30 anni dopo, per una ministra per le pari opportunità e la famiglia, di una convenzione che ha definito i diritti universali fondamentali dei bambini e delle bambine, dei giovani, anche nel nostro Paese, non può che implicare la progettualità su quello che ci attende per i prossimi 30 anni. E allora vorrei offrire qualche punto di vista, che è quello su cui stiamo e abbiamo riflettuto in questo primo inizio del nostro cammino come governo. Vorrei partire dal tema dei diritti. Parlare di pari opportunità anche per i bambini e le bambine in qualche modo può essere frainteso come semplicemente domandarsi quali sono le politiche che noi oggi possiamo attivare per garantire quei diritti a sostegno e a protezione dei bambini e delle bambine. Se non si fa prima un passaggio che credo sia fondamentale, che è quello che ci chiede la nostra Costituzione, forse non arriviamo fino in fondo al ruolo che dobbiamo svolgere. Cosa voglio dire? Voglio dire che la prima cosa che ha affermato questa Convenzione è la dignità della persona per i bambini e le bambine già compiuta nel loro essere bambini e bambine, cioè già nel loro tempo dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi non una cittadinanza che deve costruirsi, ma una cittadinanza che già è, e come tale si deve, come dire, deve essere accolta e permessa nel nostro Paese. La nostra Costituzione definisce la cittadinanza attraverso, diciamo, alcuni elementi fondamentali. Nell'articolo 3 riconosce una pari dignità a tutte le persone, quindi una pari dignità anche a tutti i bambini e le bambine, a tutti. Nello stesso tempo però all'articolo 4, dove si parla del diritto del lavoro, ma a un certo punto c'è un passaggio chiave che dice che tutti i cittadini hanno il dovere di concorrere, quindi contribuire, concorrere insieme al bene materiale e spirituale della società. Allora io penso invece che in qualche modo il tema del diritto e il tema della responsabilità che il diritto attiva debbano iniziare ad essere visti in una sinergia che non può più essere vista distante, per due motivi. Uno, ogni volta che c'è un diritto da garantire c'è una responsabilità che deve essere attivata. Due, ogni diritto è compiutamente incarnato se quel diritto porta la persona ad avere il dovere di esprimere il proprio valore inestimabile per il bene comune. E quindi in qualche modo io credo che la prospettiva che nasce da questa convenzione di 3 anni fa sia una prospettiva che debba portarci a ritenere i bambini e le bambine, i giovani nel nostro Paese, non solo portatori di diritti che noi dobbiamo garantire, ma portatori di un valore che in virtù di quei diritti diventa un bene che noi mettiamo in campo, che mettiamo in gioco fin da ora. Guardate, non è retorica quella che sto dicendo, perché ha delle implicazioni grandi. Ad esempio, una delle implicazioni che ha è dire che il processo educativo, il servizio educativo, è un servizio che diventa il primo atto che una comunità deve fare per sentirsi tale. Perché il tema educativo, l'educazione,
è la possibilità che noi diamo a questi cittadini di essere pienamente nel tempo della loro vita e di divenire nei tempi della vita che li attendono. Questa dinamica tra l'essere e divenire, che è tipica, no, del processo educativo e nella evoluzione della persona, significa che da un lato dobbiamo costruire tempi, modi di vita, spazi, luoghi di umanità che siano abitabili dai bambini nella loro integrità e nella loro dimensione dell'infanzia, e che i tempi e la vita della nostra comunità devono essere adeguati affinché questi bambini li educhino. Allora, mi spingo in là in questo ragionamento, ma per dire concretamente a cosa sto pensando. Quando parliamo del tema, ad esempio, politiche familiari, conciliazione vita-lavoro dei genitori, diritti delle mamme, il congedo parentale per le mamme di papà, andiamo su misure concrete, o noi dietro a questa scelta abbiamo in mente che ogni scelta che noi stiamo facendo di strutturazione del mondo del lavoro per gli uomini e le donne, o delle scelte delle politiche familiari, o delle scelte dei congedi, stiamo definendo il mondo all'interno del quale questi bambini abitano, o noi facciamo un servizio al mondo adulto che in qualche modo deve relazionarsi al mondo dell'infanzia ma non lo riconosciamo come tale. Allora, se insistiamo sui congedi parentali per i papà, non stiamo affermando semplicemente che c'è una compartecipazione tra uomini e donne necessaria nel nostro Paese, stiamo affermando che un bambino ha diritto ad una educazione che laddove c'è veda anche la figura del padre come figura responsabile, tanto quella della madre, perché un bambino ha bisogno della diversità nella relazione educativa laddove il nucleo familiare è definito come tale. Quindi perché è lì perché poi è quel nucleo familiare in quella integrità all'interno del quale il bambino è chiamato a crescere, ad essere. I tempi di vita lavorativi delle donne, delle madri nel nostro Paese, certo che è un tema di pari opportunità, di libertà per quella donna, ma è anche uno spazio di relazione dentro al quale deve instaurarsi il tempo di vita di un bambino. Quindi la definizione dei servizi dell'infanzia deve partire da questo punto di vista, affermare che è importante nel nostro Paese costruire luoghi educativi per i primi 1000 giorni di vita. Di nuovo, se noi lo usiamo solo come servizio sociale di sostegno alla famiglia, non cogliamo che dietro c'è invece l'affermazione che c'è un primo tempo di vita, i primi 1000 giorni, nei quali si definisce la personalità. Questo penso che voi me lo possiate insegnare più di quanto io possa aver intuito, cioè che si costruisce l'identità di una persona, la sua capacità cognitiva, la sua capacità di gestire le emozioni, le relazioni e quant'altro. Non è solo un tema di linguaggio, e ci sono dati evidenti che dicono, no? che in quei giorni si definiscono quelle sorte di divari nella povertà educativa che ahimè non sono più colmabili. Allora, affermare che c'è bisogno di avere nel nostro Paese un'esperienza diffusa educativa per la prima infanzia e per i primi 1000 giorni significa affermare il principio universale dell'educazione per tutti i cittadini del nostro Paese. Significa affermare che è una responsabilità sociale di tutti metterci in campo per farlo. Significa affermare che devono esserci delle comunità educanti tra pari anche per i bambini che li possono accogliere e accompagnare. E allora è chiaro che dopo nella legge di bilancio si decide quanto dare alle famiglie come contributo, se costruire nuovi asili, è quello che stiamo facendo. Ma se tutti insieme non ci diciamo prima qual è l'obiettivo, queste azioni rischiano di essere percepite come frammentarie e non dare una direzione davvero che possa aprirci ai prossimi 30 anni. È chiaro che le sfide sono tante, che chiedono l'alleanza dei soggetti differenti, ma a me piace pensare che oggi il nostro Paese sia pronto e maturo per assumersi insieme una responsabilità rispetto a questo tema dell'educazione come possibilità di garanzia dei diritti, perché l'educazione è il processo che libera la persona, non solo l'individuo, perché la libera in un percorso relazionale. E quindi, se vuol dire che c'è un Paese che si deve mettere in campo in quanto tale, dobbiamo anche avere il coraggio di innovare le forme educative nel nostro Paese e non pensare che ci sia solo la famiglia e ci sia solo la scuola. C'è tutto un processo collettivo, c'è tutto il mondo dell'educazione non formale, c'è tutto il mondo delle esperienze sociali che diventano, in quanto esperienze di cittadinanza e di relazione sociale, esperienze educative. Noi vogliamo un po' riattivare questa riflessione
Abbiamo ricostituito, stiamo ricostituendo, della verità, l'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, e il primo obiettivo sarà la riscrittura del Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, che manca, quindi va rinnovato, ma all'interno di questo ci piacerebbe mettere dei focus, dei pilastri che davvero abbiano una prospettiva non triennale ma un po' più di lungo periodo. Ad esempio, sul tema dei primi 1000 giorni di vita vorremmo attuare un piano nazionale che li sappia, come dire, decodificare in modo molto forte. Lo ha fatto la Francia, ha fatto un grande investimento su questo, adesso sta per uscire l'esito, le proposte che stanno facendo. Io credo che anche il nostro Paese oggi debba fare una riflessione compiuta in questo senso. Poi però c'è tutto il tema della dimensione giovanile, perché poi non c'è solo la prima infanzia, c'è la necessità di chiederci in che modo possiamo liberare protagonismo dei nostri giovani. Probabilmente oggi anche qui c'è bisogno di un cambio di paradigma, perché un paese rispetto al quale le generazioni diverse sono state percepite di nuovo solo come politiche sociali, l'una in contrapposizione all'altra, probabilmente è un paese che è asfittico nella sua prospettiva di vita e di futuro. Quindi l'idea di poter costruire percorsi che dichiarino già oggi un pieno protagonismo dei giovani e dei ragazzi e che in qualche modo li attivi nel loro protagonismo da esercitare in una prospettiva anche di futuro, ma senza rimandare al futuro il loro essere portatori non solo di interessi, ma di punti di vista, di contributi significativi, fattivi. È chiaro che per fare questo deve esserci un mondo adulto solido, autentico, capace di accompagnare questi giovani per poterne liberare pienamente le competenze, capace di dare a questi giovani gli strumenti per valorizzare le competenze, farle, come dire, emergere, fiorire e poi metterle a disposizione. Enorme è il tema del web, parlerete di cyberbullismo, parlerete di bullismo, enorme è il problema della relazione positiva nella diversità. Oggi affermare i diritti per tutti i bambini e le bambine del nostro Paese parte dall'assunzione che tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese e nel mondo sono portatori di diversità e che in virtù di questa diversità e del riconoscere il valore della diversità noi garantiamo un'universalità del diritto. E quindi il tema dell'immigrazione è uno dei temi fondamentali che dobbiamo affrontare, perché c'è un mondo che sta entrando nella nostra comunità e la nostra comunità deve diventare sempre più membrana rispetto a queste diversità, deve farsi, come dire, contaminare. Questo non vuol dire che perdiamo il nostro essere noi stessi, ma una comunità si costruisce nella capacità di ciascuno di riconoscere che l'altro è prezioso ed è unico e che quindi deve stabilire un'alleanza con lui, un'alleanza che costruisca la comunità. Questo credo sia un'altra prospettiva che deve nascere, diciamo, per i prossimi 30 anni dalla Convenzione del 1989. Sul tema e poi chiudo, sul tema dell'inutile sensato, delle cose inutili che qualcuno diceva che oggi il nostro tempo ha bisogno di esperienze dell'inutile sensato, noi facciamo esperienze soltanto di utilità. Quando hai detto questa cosa mi è venuta in mente questa sollecitazione educativa che ho sempre trovato straordinariamente bella e importante. Cercare l'inutile sensato è proporre ai bambini, ai giovani nel nostro Paese esperienze che non abbiano necessariamente un risultato di utilità, fruibilità subito, ma che permettano ai bambini e alle bambine, ai giovani di riconoscere un senso. Ecco, il tema di un Paese che sa aprire percorsi educativi, progettuali, che portino le persone a ricostruire un senso, un significato della loro esperienza quotidiana, credo sia una grande scommessa che ci attende. Per questo noi abbiamo voluto, anche un po' non solo a celebrazione, ma assunzione di impegno dalla Convenzione di 30 anni fa, fare questa operazione. Lanceremo come Ministero un bando di 30 milioni per questi 30 anni per finanziare progetti di carattere educativo che escano un po' dagli standard a cui siamo abituati, quindi progetti educativi che vadano a cercare questo significato nelle nostre comunità, che siano volti a liberare il protagonismo dei ragazzi e dei giovani, che siano volti a cogliere il valore, la preziosità dei bambini nei primi giorni di vita, progetti che nascano dalle esperienze delle comunità territoriali e che mettano in campo quelle competenze, quelle riflessioni che sono enormi nel nostro Paese, che possono venire dai luoghi dello studio, dal luogo, diciamo, dell'esperienza educativa
associativa, dai luoghi delle comunità del terzo settore e rispetto ai quali è evidente che una comunità come la vostra deve giocare un ruolo da protagonista. Accanto a questo, la riscrittura del Piano Nazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza vorremmo che potesse avvenire attraverso un contributo reale e fattivo anche dei bambini e dei giovani, perché tra l'altro ce l'ha chiesto anche l'ONU, nelle osservazioni che ci ha fatto sulla verificando l'attuazione della Convenzione, ci ha detto alcune cose, tra cui minori non accompagnati, così, e poi ci ha detto c'è bisogno di un maggior coinvolgimento, una possibilità di parola, del dare parola ai bambini, perché a volte noi diciamo siamo la voce di chi non ha voce, dicendo che i bambini non hanno voce. Non è vero, è che noi gliela togliamo. Quindi in qualche modo vogliamo trovare percorsi che permettano a questi bambini, a queste bambine, ai giovani di contribuire a scrivere oggi un piano nazionale che sarà il futuro dei bambini che verranno dopo di loro, e questo per noi è una straordinaria operazione generativa e quindi la vogliamo, diciamo, mettere in campo. Serviranno le competenze per farlo, e quindi è l'ultimo appello che vi faccio, è dateci una mano anche per questo, perché sicuramente qui e in questi luoghi credo possano nascere idee importanti da mettere a frutto comuni. Grazie e buon lavoro. Bene, grazie, siamo stati svizzeri anche dal punto di vista dei tempi. Chiedo ai ragazzi dello staff a questo punto se possiamo organizzare un cambio di tavolo. Certo, grazie. Abbiamo anche un pensiero per la Ministra. Prima della fine dei lavori, almeno sono delle immagini di Portogruaro, così si ricorderà della nostra cittadina. Benvenuta di nuovo. Grazie veramente di cuore per essere qui. Grazie alla parte di da alcuni processi. Entriamo nel vivo attraverso lo sguardo pedagogico ed educativo. Grazie intanto ad Andrea Bobbio, grazie intanto a Marco Ius. Andrea ci accompagnerà in questo tema i diritti dell'infanzia oggi, criticità e prospettive. Andrea Bobbio, già insegnante, ci tiene a dirlo, della Scuola dell'Infanzia e oggi professore associato di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università della Val d'Aosta. Insieme ad Anna Bondioli coordina il gruppo di Pedagogia dell'Infanzia tra presente e passato della Società Italiana di Pedagogia, società della quale è anche membro del Consiglio direttivo. Fra alcune delle sue pubblicazioni, quelle che ci possono essere più utili anche, lo dico anche per i nostri studenti, ad avvicinarci a questo mondo e a questo contesto, insieme a Donatella Savio, Bambine, Famiglie e Servizi verso un sistema integrato 06, e con Amadini, Bondioli e Musi, itinerari di pedagogia dell'infanzia. A te Andrea la parola, grazie per aver accettato il nostro invito e ti ascoltiamo con grande piacere. Allora, grazie ai colleghi di questo invito graditissimo, complimenti per l'organizzazione di questo convegno che ha come oggetto appunto quello dei diritti dell'infanzia oggi. È un tema importante, mi piace dire che in tante sedi italiane questo tipo di convegno è stato fatto. E quindi la riflessione pedagogica rispetto a questi temi è una riflessione che va avanti e che si interseca intermultidisciplinarmente con altre riflessioni elaborate da altre scienze che non sono necessariamente dell'educazione. Ecco, un primo elemento sul quale vorrei appuntare la mia attenzione è quello relativo agli sfondi, gli sfondi di questi diritti dell'infanzia. Intanto la Convenzione nasce
quale espressione organica di una teoria di diritti del bambino, è un ecosistema relazionale di natura giuridico-pedagogica. Individua il punto archimedico tra diritto di cura e protezione da abusi e quindi la creazione di sistemi di protezione, protection, diritto di possedere, ricevere oppure accedere a beni e a servizi e quindi istruzione di appositi servizi per i minori, provision, diritto di esprimere se stessi ed avere voce attiva, realizzazione di sistemi di partecipazione, participation. Quindi il funzionamento di questo dispositivo è tale nella misura in cui noi abbiamo un bilanciamento di questi tre aspetti. È un dispositivo deduttivo, capace di produrre enunciati normativi, la cui coerenza è assicurata dalla validità degli assunti di base e la cui cogenza è assicurata dalla ratifica degli Stati nazionali. L'abbiamo visto prima, è importante quindi chiedersi: ma in che modo io produco un diritto? Perché mi viene da pensare, se tra 30 anni facessimo un'altra convenzione, la garanzia di qualità è che abbia più diritti ancora? No. Il problema è quindi costruire dei diritti che abbiano una loro coerenza e poi dopo assicurargli loro cogenza. Terzo aspetto, i diritti ascritti necessitano di una mediazione concettuale, di una storicizzazione adeguate, onde non debordare in un prescrittivismo ottuso e giudicante. Attenzione, perché i diritti dell'infanzia vanno calati nelle realtà contestuali nelle quali i bambini vivono. E non è detto che nei paesi che noi reputiamo, meno sviluppati di noi, i diritti di per sé siano più negati. Mi viene in mente il diritto al gioco. No. Presuppone una concezione spazio, contesti e temporale, orizzonti di vita, ottimistica e di natura collaborativa, ed una visione etica proattiva e prosociale, quindi concetti come giustizia distributiva e solidarietà internazionale. Senza questa prospettiva i diritti sono asfittici, rimangono fermi. Ultimo aspetto, i diritti dei bambini devono essere interpretati, ovvero coordinati e organizzati, secondo gerarchie logiche, pedagogiche ed evolutivo. In caso contrario, il rischio è un'iperproliferazione dei diritti e il loro scadimento a meri dispositivi rivendicativi socialmente insostenibili e senza nessuna legittimazione sostanziale. Quindi dobbiamo fondarli i diritti e poi dopo chiaramente assicurarli. Il mio discorso muove secondo 5 coordinate. Genesi, cioè perché iniziamo a parlare di diritti dell'infanzia, i luoghi dove questi diritti si celebrano oppure si negano, tempi e tempo, le risorse e le dialettiche. Ragionare sui diritti dei bambini e delle bambine e farlo sulla base della Convenzione costituisce un esercizio di complessa sintassi pedagogica. La tesi del nostro discorso infatti è che la Convenzione, la più valida e aggiornata espressione di una teoria organica di diritti dell'infanzia, vada interpretato secondo una prospettiva olistica che esalti la natura ecosistemica, relazionale, transattiva dei diritti da essa scritti. Ne scaturisce in questo modo un discorso giuridico-pedagogico in diritti dell'infanzia sono tra loro bilanciati in un'armonia che non può essere scalfita da interpretazioni unilaterali e atomistiche di chi? Di bambino, ma anche di famiglia, di società e di Stato, che assolutizzano una fattispecie di diritti e ne mortificano delle altre. Sono i sistemi sociali, i corpi sociali intermedi, parlava la Costituzione, infatti, sistemi naturali e non, che nella loro complessità debbono assicurare il bilanciamento dei diritti che dicevamo prima. Devono quindi essere implementati, capacitati per assicurare all'infanzia il pieno sviluppo delle sue potenzialità, senza limiti di etnia, sesso, condizione sociale o individuale, come suggerisce e sancisce l'articolo 3 della nostra Costituzione.
Tale forma di sostegno asseconda e potenzia l'immagine di un minore scontornato nella sua cifra pedagogica. Essa accoglie la sua definizione di persona giuridica, ma poi la oltrepassa. Questo è l'aspetto che a me sembra importante. Cioè la prospettiva pedagogica accoglie questo tipo di visione, ma poi la oltrepassa, perché i diritti nella prospettiva pedagogica sono tanti e multiformi e non tutti come dire, si colgono con un esprit de géométrie, occorre lo esprit de finesse. Quindi occorre innanzitutto un diritto al tempo, un presente pienamente vivibile nella modalità e nelle forme possibili a un bambino, ludiche, fantastiche, endoattive, ma anche sociali, simboliche e culturali, e un futuro non spogliato dei suoi potenziali estetici ed evolutivi, perché piegato dal depauperamento ambientale, dalla crisi economica, dall'alienazione della tecnica e di una civiltà pensata solo per adulti ed anziani. Solo a tali condizioni l'identità del bambino, che si costituisce a partire dal nome proprio di cui è portatore, può trovare pieno riconoscimento nella sua individualità, fatta di storia, appartenenze, identificazioni, oggi sempre più plurime, nella sua unicità e nella sua irripetibilità di persona. E quindi veniamo al primo punto, quello delle storie, quello della storia. La Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e quindi la sensibilità rispetto ai bambini e ai loro diritti costituisce l'esito più maturo di un duraturo processo di elaborazione che dagli anni 20 del Novecento, lo si diceva prima, si è dispiegata fino ai nostri giorni e che ha assunto come snodo epocale quello della cesura di civiltà costituito dal sorgere dei nazionalismi, dei totalitarismi, delle persecuzioni che hanno condotto alla Seconda Guerra Mondiale. Alla fine del conflitto, in particolare, il concetto di persona, la persona umana, divenne l'epicentro di un'intensa ricerca, tanto giuridica che filosofica. Pensiamo al personalismo, pensiamo a un autore come Guardini, ad esempio. E la codificazione dei suoi diritti rappresentò la pars construens, dopo la destruens rappresentata dal processo di Norimberga, del tentativo di superare il trauma dell'Olocausto e della negazione del diritto di avere dei diritti. E allora, scrive Cambi, al centro del Novecento, come monito e come segnale, si è disposto l'Olocausto, lo sterminio di ebrei e minoranze che ha ridotto l'uomo a pura cosa, spogliandolo di ogni dignità, valore e identità spirituale. Dell'uomo ha fatto un semplice mezzo, irretendolo in un sistema di controllo, di dominio, di sterminio. L'Olocausto è un punto di non ritorno nella storia dell'uomo che ci sta ancora e sempre di fronte, come un avviso e un dubbio radicale, relativo proprio alla razionalizzazione legata al dominio. Quindi questo è il punto che ha segnato un momento di non ritorno nella riflessione circa i diritti. La domanda, ma come siamo arrivati così indietro? Come è stato possibile? In primis quindi la Convenzione dei diritti dell'uomo del 48 a definire l'orizzonte etico e deontico dell'umano. Ad essa seguirono altre carte sovranazionali che dettagliarono con sempre maggior dovizia e arguzia ermeneutica i diritti dell'uomo riferiti a fattispecie sempre più specifiche e differenziate. In particolare per quanto riguarda l'infanzia, scrive Norberto Bobbio, là dove nella dichiarazione dei diritti del fanciullo si afferma che egli, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una speciale protezione di cure speciali, è chiaro che i diritti del fanciullo vengono considerati come ius singolare rispetto a uno ius comune. Donne, bambini, minoranze, disabili costituirono dunque gruppi sociali ritenuti meritevoli di particolare tutela e quindi depositari di un trattamento specifico, talvolta anche in deroga rispetto al principio di uguaglianza formale, questo è importante, e a tutto vantaggio del livello sostanziale. La codificazione di un corpus di diritti funzionale ad ascrivere determinati soggetti particolari prerogative giuridiche, infatti, nasce nella consapevolezza che la democrazia effettiva, quindi sostanziale di una nazione, riflessa nel suo sistema giuridico, è tutelata nella misura in cui il principio di maggioranza trova un suo contrappeso in quello di rappresentatività e di salvaguardia delle specificità etniche, linguistiche e culturali delle minoranze. Tale equilibrio garantisce l'intangibilità di quella multiformità sociale ed etica che è alla base di un assetto politico equilibrato, in grado di rispettare la persona con le sue fragilità
e i corpi sociali intermedi, intesi come veri e propri ecosistemi vitali, dotati di una loro omeostasi e di una loro organizzazione interna, salvaguardandone le prerogative e la legittimità normativa. Quindi veniamo alla dimensione legata al tempo e ai tempi. Sul piano più generale non sfugge come la codificazione dei diritti umani, che in quanto emanazione sovranazionale impone un livello di cogenza e di effettività basata più sul consensus homogensium piuttosto che su sanzioni rese effettive da un sistema giuridico nazionale, richieda una concezione ottimistica tanto dei rapporti tra gli uomini quanto della storia, i primi capaci di promuovere forme di giustizia distributiva e di solidarietà internazionale, la seconda foriera, se non di progressività sociale, perlomeno di proiezioni di futuro confortanti e non regressive. Oggi entrambe le condizioni paiono non essere più adeguatamente soddisfatte. Da un lato, con l'avanzare della cultura dello scarto antropologico, della chiusura dei sovranismi nazionali, con le corrispettive politiche di esclusione che scardinano anche le più basilari idee di civiltà, la sacralità della vita umana, la sua intangibilità. Dall'altra, con l'affermarsi di un'idea di tempo non più pensata in senso cairologico, o perlomeno progressivo, ma in senso regressivo, ovvero avvitato verso un punto zero, appunto il pieno compimento, se vogliamo, di un'idea nichilista, un punto zero nel quale avviene l'annullamento di ogni possibilità di futuro, la crisi ambientale, la catastrofe. Icone di questi due passaggi della nostra storia sono proprio i due volti di minori, quello di Alan Kurdi, il bambino ritratto sulla spiaggia di Bodrum in Turchia. Il suo corpicino ha sconvolto la coscienza di noi europei e modificato tangibilmente le politiche di Germania e Regno Unito. L'altro volto è quello di Greta Thunberg, attivista minorenne capace di imporsi all'attenzione internazionale e di mobilitare i giovani del mondo in difesa dell'ambiente. Che cosa scrive e dice questa ragazzina? Dice: voi dite di amare i vostri figli, ma state rubando loro il loro futuro davanti agli occhi, finché non vi fermerete e focalizzare che cosa deve essere fatto, anziché su cosa sia politicamente meglio fare. Noi siamo qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no. Non abbiamo più tempo. Ritorna questa idea del tempo. La questione cerca i diritti dei bambini e quindi l'orizzonte di possibilità conchiuso in un futuro fecondo, ancora capace di ospitare la vita, di generarla e di generare con essa anche la sua prospettiva di senso, conduce a domande apicali, radicali, cui l'odierna civiltà non può sottrarsi. E questo è colto da Papa Francesco quando scrive: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo? Questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre la questione in maniera parziale. Quando ci interroghiamo acerca del mondo che vogliamo lasciare, ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale. Se non pulsa in noi questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche potranno ottenere effetti importanti. Quindi il diritto alla sostenibilità delle odierne politiche ambientali è anche il diritto a un tempo possibile per l'infanzia. Senza di essa assistiamo solo alla dissipazione delle risorse della terra a beneficio dell'attuale società adulta e anziana e a deterrimento dei più fragili. Bambini e poveri, bambini poveri. Il tema delle risorse. Quando noi parliamo dei diritti dobbiamo interrogarci rispetto alla sostenibilità sociale di essi e quindi nella capacità del nostro sistema di reggere a questi diritti che noi ascriviamo e dar loro una risposta. La sostenibilità sociale costituisce la capacità di una società di farsi carico dei diritti che essa ascrive ai singoli o alle formazioni sociali, impegnando per questo scopo in modo consapevole, congruente e duraturo risorse sì finanziarie ma anche di cultura, sensibilità ed attenzione proporzionate agli oneri assunti.
Poiché esse sono per definizione limitate, occorre costruire gerarchie di valore condivise, in grado di coagularsi in politiche a lungo termine dal respiro sovranazionale, capaci di imporsi rispetto a visioni unilaterali e di breve durata. Le dialettiche. Dalla convergenza di tre presupposti della moderna teoria del diritto, pluralismo, sussidiarietà e solidarietà sociale, scaturiscono alcune condizioni di pensabilità dei diritti dell'infanzia, quali fattispecie specifiche dei diritti umani. Esse devono tenere conto del fatto che il bambino per sua natura versa in uno stato di dipendenza naturale dall'adulto, una condizione che non può essere eliminata da nessun tipo di mutamento sociale o politico. Questo è un aspetto importante. Ricordiamo qui che l'educazione inizia con una relazione di fisiologica dipendenza chiamata a generare autonomia. Pensare quindi l'infanzia come una nuova classe sociale alla Mandel o alla stregua di altre minoranze risulta teoreticamente inadeguato e operativamente infruttuoso, già che i bambini non posseggono una coscienza di classe e la loro condizione è costituzionalmente transeunte. Sia bambini oggi, domani non sia più. Una prima questione a cui tentare di rispondere è quindi come contemperare questa constatazione con un'altra, oggi emergente, diverso e radicalmente contrario, ovvero il fatto che è necessario riconoscere ai bambini un'autonomia concettuale tale da essere identificati come gruppo a sé, distinti dalla propria storia familiare e dai propri genitori, generalmente considerati come dei rappresentanti dei figli. È infatti vero il fatto che oggi la socializzazione infantile non è più soltanto una questione familiare o femminile. Oggi i bambini passano un tempo ragguardevole nei servizi e nelle istituzioni dell'infanzia. In essi si produce quella che Corsaro definisce come cultura dei pari, intesa come insieme stabile di attività e di routine, di artefatti, di valori, di interessi prodotti o condivisi dai bambini nelle interazioni reciproche. Occorre dunque tenere conto di questa polarizzazione tra piccoli adulti, onde comprendere come e in che modo il bambino possa esercitare i propri diritti in un frangente di ridotta autonomia e fare valere attraverso il suffragio il proprio parere rispetto a questioni da lui percepite come rilevanti. Qual è dunque il perimetro dello spazio vitale che oggi concepiamo all'infanzia quale costrutto sociale senza alcuna garanzia intrinseca di durata? Qual è il grado di universalizzazione che il bambino può comprendere rispetto a concetti dotati di una loro specifica valenza psicoaffettiva e che quindi richiedono un certo grado di maturazione per essere compresi? Una criticità forte è quella per la quale l'infanzia dalla Convenzione è ricondotta all'età inferiore ai 18 anni, ma è chiaro che dentro questo continuum temporale ci sono delle condizioni molto diverse e quindi è necessario identificare una gradazione di intervento educativo, una gradazione e una modulazione della nostra capacità di stare vicino al bambino, di farlo crescere, di dargli voce. E questo è l'elemento che chiaramente fa più difficoltà alla pedagogia e rende la riflessione educativa una riflessione controversa e problematica, ma chiaramente fondamentale. Vengono quindi due elementi, a mio avviso, importanti e ai quali non possiamo derogare, che riguardano proprio la dimensione invisibile o impalpabile dei diritti. Il bisogno della relazione educativa. Come la caratterizziamo? La caratterizziamo con questi tre attributi: l'abilitatività, l'educazione consegna di capacità, alfabeti, strumenti culturali, saggezze vitali che servono per camminare da soli e donare l'indipendenza. Il sostegno affettivo, l'educazione è una forma dell'amore e dell'amicizia, si iscrive nel campo delle esperienze che fanno sentire la vicinanza dell'uomo all'altro uomo, che danno un senso profondo della fiducia nella vita del mondo. E la non colonizzazione, l'educazione non è occupazione della personalità dell'altro, totalizzazione, intrusione nel suo pensiero, ma liberazione e accompagnamento che evolve sempre più nelle forme dello scambio e della reciprocità. Quest'ultima affermazione, la non colonizzazione, ci riporta ad un altro diritto sottile del bambino, che è quello dell'esserci nella distanza.
Riprendo questa frase di Maria Teresa Romanini: i bambini hanno bisogno di stare soli sentendosi adeguati e soddisfatti nella solitudine. Hanno bisogno di imparare a prendere decisioni da soli e portarle a termine da soli, e da soli compiacersi di quanto deciso e fatto. Hanno bisogno di imparare a strutturarsi il tempo da soli e di annoiarsi senza per questo cadere in panico o in atti auto-etero-distruttivi. Vedete il bisogno di una distanza, il bisogno di uno spazio per respirare. E qui dentro c'è chiaramente il diritto a sbagliare, c'è il diritto a crescere con una certa lentezza fisiologica. E veniamo alle conclusioni. Il breve rapsodico excursus qui presentato mette in luce quanto di ancora controverso si cela nella retorica dei diritti dell'infanzia, sempre sospesa tra un paternalismo latente ed irrealistico, e dove noi equipariamo il bambino all'adulto con la corrispondente deresponsabilizzazione dell'adulto in nome di un astratto principio di autodeterminazione del bambino. Emblema di ciò è un altro diritto, forse il più pedagogico di tutti e disinteressato, è proprio quello del gioco. Il gioco è un diritto del quale è via più spogliato il bambino e permea invece questo gioco sempre più la vita dell'adulto. Ma in questo caso è un gioco triste, fatto di dipendenze, grandiosità narcisistiche e alienate, espressioni di identità posticce, lontane caricature del campione, figlio dell'agon, del ludus e di un'astenia esistenziale pienamente realizzata in forma. Rimane altresì risolta la questione che è alla base di ogni riflessione organica circa i rischi celati di pedagogia nera in quella bianca, e cioè come accompagnare il bambino nella crescita senza coartarlo, costringerlo, stritolarlo, come marciare con lui tenendo il suo passo senza trascinarlo o rallentarlo, e quando è il caso prenderlo in braccio. E allora vi lascio con questa ultima poesia che io lessi per la prima volta aux Archives d'Ortco a Parigi. Dite: è faticoso frequentare i bambini, avete ragione, poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. Ora avete torto, non è questo che più stanca, è piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti, tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi per non ferirli. Grazie. Allora, molte grazie ad Andrea per questo excursus storico e anche molto approfondito, che credo ci abbia dato motivo anche a noi pedagogisti di lavoro per i prossimi 30 anni, Ministra, così abbiamo qualcosa da fare nella dimensione proprio della cura, di questo riuscire a stare al passo dei bambini e dei minori, delle ragazze e degli adolescenti. Grazie Andrea davvero per questo excursus molto raffinato anche, che ha chiamato in causa più valori anche di tipo filosofico, insomma c'è un po' riconnesso con un humus, con un substrato culturale di cui oggi abbiamo molto bisogno e rispetto al quale cerchiamo di accompagnare anche fattivamente, quotidianamente i nostri studenti. Passo la parola adesso a Marco Ius. Ci hai chiesto, Andrea, di stare al passo, quindi cerchiamo di passare dalla riflessione teoretica, pedagogico-teoretica, di passare invece alla dimensione educativa. Ecco, abbiamo chiesto proprio a Marco di darci anche un'idea di come si può stare al passo dei minori e anche di quei bambini che fanno fatica, di quelle famiglie che fanno fatica e che oggi facilmente vengono poi etichettate all'interno di quadri di cui poi è molto difficile riuscire a togliersi di dosso queste etichette. Marco Ius è attualmente ricercatore di pedagogia generale e sociale presso l'Università di Padova e componente del gruppo scientifico del programma PIPPI, che ricordo il programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, ed è anche membro dell'ABRIEF, cioè del laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare, che è coordinato dalla professoressa Paola Milani. I suoi interessi di ricerca riguardano il tema della resilienza, soprattutto in riferimento ai bambini e alle famiglie vulnerabili, e proprio per questo citiamo tra le sue ultime pubblicazioni quelle più strettamente correlate ai temi.
Con Paola Milani Marco ha scritto Educazione, Pentolini e Resilienza, pensieri e pratiche per coeducare nella prospettiva della resilienza a scuola, e sempre con Paolo Milani Sotto un cielo di stelle, Educazione, Bambini e Resilienza. Con un titolo, con un tema che insomma, può orientarci in una direzione dubitativa piuttosto che affermativa: accompagnare le famiglie è un diritto dei bambini. Grazie. Grazie e buonasera a tutti, grazie di questo invito speciale. Non so se... Adesso va, ok. Ho la voce grossa e allora mi chiedevo come, se si sentisse o meno. Vi porto i saluti anche della professoressa Paola Milani, con cui lavoro e con cui anche ho condiviso il percorso che intendo così presentarvi oggi in questi pochi minuti. Ringrazio dell'invito, di questa occasione anche di confronto insieme, e vi avviso subito, scusandomi, che purtroppo non potrò trattenermi qui fino alla fine dell'incontro, come avevo già detto da subito agli organizzatori, perché ho un altro impegno, però ci tenevo tanto ad essere, per cui non ho voluto declinare, ecco, anche per questo. Allora, dalla domanda o dall'affermazione che già Elisabetta ci ha così suggerito, volevo appunto partire dal titolo, no? Provando a metterci un punto esclamativo o un punto di domanda. Questo tema dell'accompagnare le famiglie, di cui soprattutto, ecco, attraverso il programma Pippi stiamo cercando di portare avanti nel territorio nazionale a partire dal 2011, in collaborazione e sostegno con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha avviato i lavori di questo programma, e soprattutto, dico, con i referenti regionali, i referenti degli ambiti territoriali e tanti professionisti che, insieme a persone anche di quelle che abbiamo già chiamato le reti informali nel territorio, con i genitori, chi si occupa dei bambini e i bambini che stiamo portando avanti, vorrei così partire da questa sollecitazione. È una domanda o un'affermazione? Se siamo qui a parlare ancora dei diritti è per dirci, e ce lo siamo già detti adesso, che questi diritti in qualche modo sono qualcosa che ancora ci interpellano, sia per l'interesse, ma perché anche capiamo che c'è anche ancora tanto lavoro da fare. E poi mi sono soffermato nel pensare di venire qui all'immagine che abbiamo trovato nella locandina. Questi bambini che giocano, che corrono, che percorrono una strada, e la Ministra ci ha, nelle sue parole, ha citato molto, no, termini che fanno riferimento ad una cornice semantica di percorso, di strada da percorrere e dell'andare. Mi piaceva vedere i bambini in questo gioco. Ho provato anche a rovesciare l'immagine per vedere che effetto ci fa. È uguale vedere che vanno da una parte e vanno dall'altra? Ci fa un effetto anche diverso? No? Sappiamo anche dall'arte, Kandinsky, no? Che andare verso sinistra è un po' ritornare, andare verso destra, quando noi vediamo qualcosa che va verso destra, è un andare verso, un andare lontano. Quindi forse anche qui oggi siamo a parlare dei diritti, a ritornare un po', a darci una riflessione, una casa dove poter condividere qualche pensiero, qualche domanda, perché poi l'obiettivo è quello di ribaltare la direzione per andare verso e continuare in questa strada. E poi un'altra cosa che mi piaceva su cui mi piaceva riflettere è: questi due bambini si stanno accompagnando, c'è uno che insegue l'altro, ed è così una riflessione che ho fatto per dirci come anche accompagniamo i bambini e le loro famiglie all'interno del lavoro nei servizi. Li accompagniamo, li inseguiamo, pensando anche a come il lavoro rispetto alla protezione e alla tutela certe volte ha un approccio una postura estremamente forte da parte dei servizi, proprio per garantire ai bambini quei diritti. E come vediamo come il nostro sistema legislativo e come è organizzato anche il sistema dei servizi poi ci interpella proprio per fare questo accompagnamento, che ha anche
degli aspetti di inseguimento, di controllo. Allora il sostegno e il controllo, come queste due dimensioni, poi riusciamo a metterle in campo, no? nella relazione con le persone, proprio perché possono diventare quelle relazioni che offrono contesti in cui poter abilitare poi l'autonomia delle persone, come bene chi mi ha preceduto ha evidenziato. E poi ho provato anche a fare questo, pensando al sottotitolo del convegno, riflessioni a partire dopo i 30 anni, e ho immaginato lì nel mezzo uno specchio che riguarda così, che effetto ci fa pensare di mettere uno specchio in cui poter dire che i bambini possono rispecchiarsi, che cosa guardano, e come adulti che tipo di specchio mettiamo ai bambini, che tipo di specchio forniamo ai bambini, alle famiglie, soprattutto alle famiglie che si trovano in situazioni di vulnerabilità, che riflessi. La nostra responsabilità, e prima è stato citato questo concetto, è proprio quella di poter offrire anche uno strumento di riflessione in questo senso. Ci ho visto anche due occhi con un nasetto, per cui ho pensato uno specchio che permette un sorriso, un'energia per poter continuare questo percorso, oppure blocca. E ancora poi in questo gioco di specchi ho pensato a guardare noi qui oggi. Qualcuno mi ha visto fare una fotografia prima, era per questo, e mi scuso se qualcuno si è sentito osservato, no? Come ci mettiamo in questo? E soprattutto così pensando alle parole della Ministra, no, che dice, alla fine ci ha salutato dicendoci: ma i bambini li ascoltiamo? Anche qui oggi non abbiamo i bambini, è un contesto per adulti e fortunatamente per loro non ci sono ad ascoltarci, perché saremo noiosi alle loro orecchie. Ma se venissero qui con quei monopattini e li mettessimo qua sul palco, che cosa vedono? Che cosa vedrebbero? Come potremo in questo senso riflettere e metterci in contatto con loro. Allora mi sono lasciato guidare un po' da queste suggestioni, dalle immagini, per iniziare a portarvi il mio contributo, e lasciando così uno spazio vuoto in cui possiamo provare a condividere alcuni elementi. Alcuni elementi che mi permettono di ritornare a Pippi, di dire di Pippi come un programma di accompagnamento delle famiglie, soprattutto delle famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità, quella vulnerabilità che poi provoca anche il fenomeno della negligenza, su cui adesso mi soffermerò. L'articolo 3 è già stato ampiamente citato, per cui corro. L'orizzonte di Pippi è stato quello di provare a mettere insieme una tensione etica in tema di equità, di giustizia sociale, di cittadinanza, un partenariato fra le diverse istituzioni pubbliche e una visione positiva che prova a collegare il tema della prevenzione con quella della protezione. Vediamo che nel contesto italiano e europeo sono tanti i documenti che ci invitano a rispondere in modo responsabile alla questione della crescita dei bambini e della loro protezione e del sostegno alle famiglie nei termini della genitorialità positiva per la crescita dei bambini. E non ultimo l'ondata di attenzione sui cosiddetti primi 1000 giorni di vita, che sono stati ben citati in precedenza, sta rafforzando anche questa tensione sociale. Rispetto al tema della promozione, della prevenzione e della protezione, possiamo dire che nel nostro territorio nazionale sono state tante le azioni che negli ultimi anni sono state fatte, anche dal punto di vista dei documenti. Cito soprattutto le linee di indirizzo riguardanti il tema dell'affido familiare, del lavoro nelle comunità residenziali, e ultime anche cito le linee di indirizzo per l'intervento con i bambini e le famiglie in situazioni di vulnerabilità, che è stato uno degli esiti che il progetto Pippi ha in qualche modo raggiunto insieme alle tante persone che hanno partecipato.
Quindi possiamo vedere a questo tema dei diritti nella logica del continuum, pensando alle cosiddette situazioni di agio, quella che di solito nel linguaggio comune chiamiamo la normalità, però quando parliamo di normalità sappiamo anche di dover mettere l'attenzione al fatto che per tanti bambini la normalità, la quotidianità è di vivere in contesti svantaggiati. Quindi forse è della normalità che abbiamo in testa, no? E di cui facciamo esperienza che parliamo, e non della normalità dell'altro. Allora in questa normalità possiamo chiederci, trovare quella diversità che prima veniva citata, che ci permette di riconoscerci diversi, uguali, e a partire da questo fare poi un percorso insieme, e di pensarci anche all'interno della nostra responsabilità professionale, educativa, dentro questo continuum che in realtà chiede lì, in questa linea, chiede a ciascuno di noi di fare il proprio pezzettino, di fare la sua parte in base al suo ruolo, alla sua posizione anche all'interno del contesto sociale. Allora, quello che Pippi ci propone di fare per rispondere ai bisogni dei bambini è quello di passare dalla cosiddetta frammentazione degli interventi alla condivisione delle responsabilità. Tutti quanti possono condividere la loro responsabilità per sostenere ed aiutare i bambini nella loro crescita, e in questo caso anche per sostenere i genitori o chi si occupa dei bambini in funzione di in base a quella che è poi la composizione familiare, per accompagnare i bambini nella loro crescita. Il target che Pippi in qualche modo ha cercato di accompagnare in questi anni è quello che viene definito dalla definizione di negligenza familiare. Negligenza intesa come una carenza significativa, un'assenza di risposte ai bisogni di un bambino, bisogni che sono poi riconosciuti dal nostro contesto, dalla letteratura, eccetera. Quindi proprio il focus di quei bisogni. E già qui parlare di bisogni ci chiede, no, di mettere insieme i bisogni e i diritti, com'è che possiamo mettere insieme queste cose. Poi mi soffermerò un attimo su questo. Per ora vi invito a guardare a questi due aspetti, no? Che riguardano i due meccanismi che sono due meccanismi congiunti che sono alla base del fenomeno della negligenza. Quello di avere una difficoltà nella relazione fra le persone che si occupano dei bambini, gli adulti che si occupano dei bambini e i bambini. Così in modo semplicistico potremmo dire quello che succede dentro casa, e una difficoltà invece che riguarda il tema della relazione fra la famiglia, il nucleo familiare e la società e l'ambiente. Spesso le famiglie che sono in difficoltà nelle loro relazioni sono in difficoltà anche con le relazioni all'interno del loro contesto sociale, e vediamo come questa difficoltà sociale ha un impatto ancora maggiore sulla loro difficoltà poi nelle relazioni intrafamiliari. Dunque pensiamo ad interventi che possono essere ponte, che possono aiutare i bambini e le famiglie in questo senso, e sappiamo che rispetto a questo il servizio dell'educativo domiciliare territoriale, che è un intervento, un servizio che viene messo in campo prettamente dagli educatori professionali, di cui qua siamo in tanti, no? È proprio un luogo speciale che dice anche del nostro contributo. Quindi la negligenza familiare su che cosa si concentra? Il focus è sui bisogni dei bambini e non sui deficit dei genitori o sui rischi dei bambini, sui fattori del contesto sociale che creano poi quella vulnerabilità che può portare anche alle condizioni di negligenza, e sul mettere insieme quelli che noi consideriamo i fattori di rischio con quelli che sono i fattori di protezione, sapendo che anche dare definizione di fattore di rischio è sempre o di protezione è sempre un'operazione estremamente azzardata, perché è il contesto anche sociale e culturale che va a definire poi quelle situazioni. Per quanto riguarda il chi, prendendo come riferimento l'ecologia dello sviluppo umano di Bronfenbrenner, sappiamo che un bambino cresce grazie al fatto di essere inserito in un mondo ecologico fatto di tanti sistemi che si contengono e si influenzano a vicenda. E anche su questo, nel dire chi, possiamo vedere come ciascuno di noi può giocare la propria parte nel contatto diretto con quel bambino, ma grazie anche
al supporto che viene dato agli adulti che si prendono cura dei bambini, alla rete dei servizi, però vediamo anche come l'organizzazione stessa dei servizi ha poi un impatto e come le politiche nazionali, le politiche sociali, educative hanno un impatto poi, no, su questo. Mi piace evidenziare come nelle parole della Ministra abbiamo visto come la componente politica del macrosistema può veramente avere un impatto estremamente forte su quello che è la vita dei bambini e la crescita dei bambini, sapendo di stare in un cronosistema che ci dice della nostra crescita individuale, personale, familiare e del contesto, in cui oggi ci mettiamo una data per dire che c'è un compleanno di 30 anni da guardare in un intorno e poi a partire da questo da utilizzare come la spinta per proseguire. Allora, per fare qualche piccolo passo in avanti ci chiediamo come può avvenire tutto questo. Una proposta è stata quella di soffermarci sul tema della relazione, no? della differenza o delle similitudini che ci possono essere fra i bisogni e i diritti. I diritti che sono riconosciuti dalla Convenzione, l'interesse del bambino è il prisma attraverso il quale apprezzare la situazione del bambino e della sua famiglia, e ogni diritto richiama anche alla nozione di bisogno, no? Che è in qualche modo una dimensione più coerente, che vediamo poi anche nella concretezza, no? della vita quotidiana, e ricordandoci anche che questa logica di bisogno ci porta ad attivare l'attenzione sugli aspetti relazionali, su come i bisogni dei bambini sono multidimensionali. E quando parlo di multidimensionalità penso anche alle tante discipline dei professionisti che poi concorrono in questo. Non c'è nessun diritto, nessun bisogno che è di quel professionista lì e non di quell'altro, ma siamo tutti impegnati e concorriamo per sostenere la risposta di quel bisogno e ancora di più per sostenere un genitore, per aumentare le sue funzioni genitoriali per poter rispondere poi positivamente a quel bisogno. È dinamica, siamo tutti in una situazione di cambiamento e di sviluppo, però è anche ancorata al qui ed ora. Quello che facciamo oggi, qui ed ora con queste persone può fare la differenza e può attivare un nuovo percorso, una nuova spinta per queste persone, sapendo anche che quando noi parliamo di bisogni e non di problemi, di difficoltà, di incapacità dei genitori, cambia qualche cosa. È diverso dire che una mamma o che un papà o una persona che si prende cura del bambino fa fatica in questo momento della sua vita a rispondere a quel bisogno di quel bambino, dal dire quella mamma, quel papà, quell'adulto è incapace di mettere in campo quella competenza. Quando parliamo di bisogno, della fatica nel rispondere al bisogno, scatta già subito, dunque, allora che cos'è che possiamo fare? In che modo posso aiutarti a trovare nuove forme, a imparare modi per poter rispondere al bisogno di quel bambino? E per fare tutto questo, ritornando al come, quello che ci siamo non inventati, ma che abbiamo copiato e adattato dai nostri colleghi a livello internazionale, è stato l'idea di assumere come riferimento il triangolo, il cosiddetto triangolo multidimensionale dei bisogni e della crescita dei bambini, che mette insieme un focus sull'ambiente di vita, la base del triangolo, dove quella famiglia, dove quel nucleo familiare vive, mettere nel lato sinistro i bisogni del bambino e nel lato destro le funzioni che i genitori o chi si prende cura del bambino mette in campo per rispondere ai bisogni di quel bambino. È pensato come uno spazio interno, vuoto, per dire che non stiamo parlando dei bambini, delle bambine in genere, ma che quando ci mettiamo a lavorare con una famiglia stiamo parlando proprio di quel bambino lì, di quella bambina lì, di Filippo, di Maria, e poi delle persone che si prendono cura di lui o di lei, e pensarci come operatori dentro a quel mondo, non esterni
a quel mondo. Perché questo framework? È un framework che però avete visto già che può essere uno strumento anche per la grafica accattivante che ha, perché risponde alla Convenzione dei diritti e perché accorda una maggiore attenzione alle condizioni familiari e ambientali in cui vive il bambino, come situazione in cui noi possiamo lavorare, possiamo dare un contributo che porta a cambiare delle condizioni che poi creano una nuova situazione per la risposta ai bisogni del bambino. Un triangolo che, come dicevo, ha una duplice identità di un referenziale teorico, che non è una disciplina di riferimento, ma è un tavolo comune in cui tante discipline, tanti professionisti possono trovare e sviluppare un linguaggio comune per mettere in campo, in gioco e a servizio quello che è il proprio sguardo professionale, anche a partire del proprio sistema teorico di riferimento, lo possa mettere a servizio dei colleghi e dei bambini e dei genitori con cui sta operando, e in questo modo diventare poi un modello operativo per dare gamba poi alla progettazione. Questo ovviamente nella logica della partecipazione, in cui la famiglia non aspetta fuori dalla porta, chiedendosi chissà che cosa stanno pensando, che cosa stanno dicendo di noi quegli operatori che adesso andremo a incontrare, ma una proposta in cui la famiglia è parte attiva e componente dell'equipe multidisciplinare che porta il suo sguardo, perché sappiamo che la partecipazione è sì un diritto, ma soprattutto le ricerche ci dimostrano come la partecipazione sia un fattore predittivo del successo poi dell'intervento. Faccio una piccola carrellata rispetto alle varie versioni del mondo del bambino che abbiamo sviluppato e che vi presento proprio per evidenziare come possono attivare alcuni sguardi, alcune attenzioni e soprattutto alcune posture poi nell'incontro con l'altro. Una cosiddetta versione operatore che è stata scritta con il linguaggio nostro classico, no? Quello che così in modo simpatico definisco psicosociologichese, insomma, no? Pedagogichese, eccetera, no? Ma che potremmo dire non è il linguaggio, no? Non è la lingua dei bambini e delle famiglie, e abbiamo poi provato anche a preparare una versione che abbia un linguaggio che sia alla portata dei bambini, in quanto portata dei bambini possa diventare un linguaggio alla portata di tutti, proprio perché la chiave della partecipazione anche avviene grazie al possibile scambio e alla comunicazione tra le persone, e anche una versione vuota, in cui qualcuno possa iniziare a farsi una domanda su questi temi e riempire questo spazio a partire dalla propria esperienza, in modo tale che questo diventi una cornice dorata per dare valore a quello che c'è già e poi eventualmente aggiungere degli altri sguardi. Vi faccio vedere anche alcuni esempi che ci dicono della partecipazione dei bambini e delle famiglie all'interno di questo percorso. Un percorso che prevede quindi, come immagino abbiate capito, che il bambino e i genitori o chi si prende cura dei bambini sia attivo in tutte le fasi poi dell'accompagnamento, a partire già dall'analisi della situazione iniziale, in cui non sono gli operatori esterni che guardano e danno una valutazione sulla famiglia, ma in cui gli operatori insieme alla famiglia mettono insieme il loro sguardo per negoziare un significato comune all'analisi. E qua possiamo vedere degli esempi, no, di utilizzo degli strumenti che ci dicono di quello che hanno fatto i bambini. Ho bisogno di una famiglia, di amici, ho bisogno di bere e da mangiare. No? Ci dice questa bambina, però ho bisogno anche che chi si prende cura di me mi voglia bene, mi dia da mangiare, di farmi le coccole, di farmi andare a scuola, no? E vediamo da queste parole così apparentemente semplici, come nel momento in cui diventano visibili, da invisibili, no? Ma diventano visibili, poi ci chiedono di fare qualche cosa per rispondere a quella cosa lì, no? E di partire dalle loro voci. Qua andiamo più verso la preadolescenza e qui abbiamo una mamma che insieme agli operatori ha scritto tanta roba dentro, no? Ha scritto tanto, ha dato voce a questo. E qui addirittura abbiamo 3 bambini dello stesso nucleo familiare che hanno dato la propria voce, e a partire da questo gli operatori hanno accompagnato la mamma a mettere insieme
i vari aspetti. Parlo solo della mamma in questo caso perché era un nucleo monogenitoriale, in cui hanno accompagnato questa mamma a mettere insieme le tante visioni per guardare come vedersi insieme come famiglia, ma anche come garantire uno sguardo specifico, personalizzato per ciascuno dei suoi bambini. Allora vado verso la conclusione per ricordarci un lavoro con una famiglia, intendendo come famiglia le persone che il bambino riconosce significative per sé e per la sua crescita. Qui abbiamo un nucleo composto da mamma e papà, però potremo poi inserire le diverse forme familiari che sono accompagnate da un'equipe che mette insieme gli psicologi, gli educatori, gli assistenti sociali, ma soprattutto che tiene dentro la scuola, perché la scuola è un luogo che tutti i bambini frequentano, non solo quelli che poi entrano nel sistema dei servizi. Ritornando a questo tema, capiamo come l'attenzione anche sui servizi educativi per la prima infanzia diventi chiave proprio per garantire una risposta a tutti, e pensando poi ad interventi che siano anche interventi che si giocano sul formale e l'informale, gli incontri con i gruppi di genitori e di bambini, la vicinanza solidale e in ultimo anche ci aggiungiamo il supporto economico, il dispositivo economico che nel nostro paese adesso è garantito dalla misura del reddito di cittadinanza che che si interseca all'interno del lavoro di Pippi proprio anche nel momento in cui le famiglie abbiano dei bisogni economici di tipo specifico. Per concludere, così condivido che quanto accennato prima, che il percorso di Pippi è diventato poi linea di indirizzo nazionale per l'intervento con i bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, per cui adesso da una sperimentazione siamo passati ad un lavoro a regime, no? in questa direzione. Vi comunico proprio quasi in anteprima, perché è una notizia fresca, che sono state pubblicate anche è stata pubblicata la versione cosiddetta easy to read, no? di facile lettura delle linee di indirizzo che trovate sia nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma anche poi nel sito del nostro gruppo laprief-unipd.it, che ci ricordano del perché, del che cosa ci chiede la legge, di quali sono le evidenze di questo percorso, del chi fa che cosa e quindi chi è in qualche modo coinvolto nel lavoro con i bambini, anche il vicinato, anche la rete informale, il metodo e poi i diversi dispositivi in cui vediamo che parlo agli educatori che sono qui, l'educativa domiciliare territoriale e i centri diurni sono poi dei luoghi privilegiati in cui noi educatori possiamo poi operare, come anche nell'accompagnamento dei gruppi con i bambini e con i genitori. Io vi ringrazio della vostra attenzione e nel ringraziarvi vi chiedo anche un piccolo aiuto proprio dell'ultima ora e voglio condividere questo. Ci siamo candidati ad un premio europeo. Pippi è stata riconosciuta rispetto al metodo e agli strumenti, è stata selezionata fra le 5 esperienze di interesse rispetto a questo. Le votazioni finiscono proprio oggi, per cui se durante la pausa anche riuscite a fare un click su questo, e siamo gli unici l'unica università presente, per cui questo è un lavoro a partire dall'università insieme, però vediamo che nello stesso gruppo di selezione c'è anche la Regione Lombardia con cui collaboriamo benissimo, però ovviamente la nostra rete ci ha fatto andare anche un po' più avanti, però così se ci aiutate nelle votazioni questo ci permetterebbe eventualmente anche di poter dare ancora riconoscimento non tanto al nostro lavoro ma quanto al lavoro degli operatori, tra cui tanti educatori che in questi anni hanno lavorato e incontrato le famiglie nei servizi e che ci permettono poi di essere qui e di portare anche la voce dei bambini in questi contesti. Grazie a tutti. Allora, grazie anche a Marco per questo tuffo, direi, nel reale, in quanto sia potenzialmente possibile sviluppare a partire proprio da quanto ci invitava a fare Andrea con le parole di Janusz Korczak, di non dire che è difficile
ma di farsi piccoli, di stare al passo e quindi di trovare forme e modalità per stare al passo, per riconoscere quella fragilità come cifra umana che ci condivide, che ci fa condividere, che ci fa in qualche modo avanzare con i diritti e nei doveri all'interno di dimensioni comunitarie dove i legami siano davvero stretti, ravvicinati ed autentici. Io vi ringrazio moltissimo, ci sarà un tempo da parte nostra di interlocuzione, di domanda, di riflessione che faremo proprio alla fine della seconda parte. Per ora ho il compito lieto di invitare tutti quanti a una breve pausa, quindi cominciamo a familiarizzare, a istituire relazioni anche sociali di prossimità e il coffee break si terrà proprio nell'atrio dell'Aula Grande. Grazie a tutti e a fra poco. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Apriamo questa seconda parte dei lavori, questa seconda parte che vuole sostanzialmente soffermarsi su che cosa? Su aspetti di tipo psicosociali e legislativi. Questa è stata una scelta voluta, importante nell'organizzazione del convegno, perché la pedagogia, proprio in quanto scienza dell'educazione, si nutre e si serve delle altre scienze per guardare i fenomeni, per osservarli e per analizzarli. E quindi ci è sembrato giusto anche dare questa visione, anche perché stamattina i ragazzi, i nostri studenti e le nostre studentesse hanno partecipato ad un workshop proprio sui diritti come doveri e quindi hanno toccato con mano, no, questi aspetti attraverso anche il confronto, il contributo con una scrittrice di libri per bambini sui diritti. Questo mi dà un po' il là per introdurre la nostra prima relatrice, Daniele Infantino. Daniele Infantino, avvocato del Foro di Trieste, anche docente a contratto presso l'Università degli Studi di Trieste, dove insegna legislazione minorile ed elementi di diritto privato. È inoltre cultrice di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Udine e membro del nucleo etico per la pratica clinica dell'azienda sanitaria. Tra i suoi scritti più recenti che possiamo collegare al tema troviamo La sessualità ai minori e La responsabilità esofamiliare da nascita indesiderata, casistica giurisprudenziale in materia di errata diagnosi prenatale. Con Daniele Infantino tratteremo proprio questo tema, un tema anche, un titolo molto provocatorio se volete, no? Diritti dei minori o minori diritti, quindi essere minori significa oppure no avere dei diritti minori? Cedo la parola a Daniela. Grazie Gina, grazie, buonasera a tutti e a tutte, perché ormai è prassi per non fare una discriminazione di genere. E dunque sì, il titolo è provocatorio, adesso arriveremo a capire forse perché è una provocazione, i diritti dei minori o minori diritti. In ogni caso, come è stato detto già all'inizio, anche nelle parole illuminanti, devo dire, della Ministra e degli altri relatori che mi hanno preceduto, siamo qui per riflettere, no, a 30 anni dall'emanazione di questa Convenzione dei diritti del fanciullo, per interrogarci, per vedere se qualche cosa è cambiato in questi 30 anni e se qualche cosa, come è già stato anche detto prima, deve cambiare nei prossimi 30 anni. No? Quindi interroghiamoci su che cosa è successo, soprattutto su quelle che possono essere le riflessioni. No? Questa Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una convenzione che ha avuto un successo, diciamo, planetario, è la convenzione più ratificata da parte degli Stati. No? Sapete che gli Stati, per chi non è proprio gli addetti ai lavori, hanno sottoscritto, hanno firmato la convenzione e alcuni invece l'hanno poi ratificata. Come diceva il ministro o la professoressa Vezzosi prima, non mi ricordo adesso chi delle due aveva citato la legge, no, di ratifica della Convenzione che è stata fatta dall'Italia eccezionalmente, direi presto, no, perché appunto è stata ratificata con la legge del 29 novembre 1989, quindi del 20 novembre 1989, del 91, la numero 176, no? Quindi abbastanza presto. L'ultimo paese che ha ratificato la Convenzione è stata la Somalia, che la Somalia l'aveva firmata ma non l'aveva ancora ratificata. Gli Stati Uniti d'America, ad esempio, hanno firmato la Convenzione ma non l'hanno ancora ratificata. Potrebbe sembrare un po' strano, però in realtà ci sono dei problemi lì legati
alla pena capitale, ai minori, all'esecuzione della pena, quindi è un ambito per loro delicato, diciamo così, non entriamo nel merito di quelle che sono le ideologie, no, degli Stati Uniti d'America, ma comunque gli Stati Uniti ancora non hanno ratificato la Convenzione. Però è una Convenzione estremamente importante perché segna un cambio di passo, un traguardo importante, un cambio di passo soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, ecco il titolo, no? I minori diritti, perché fino a che questa Convenzione non è stata ratificata, non è stata emanata, quindi prima, diceva il Ministro, nel 1989 io andavo ancora a scuola, noi eravamo forse già un po' più grandi ai noi, ecco, però avevamo questa concezione del minore come oggetto del diritto. Ecco quindi l'equivoco del titolo che Gina mi ha proposto insieme agli altri del comitato scientifico, no? Il minore è oggetto del diritto rispetto al cambio sostanziale che c'è stato con la Convenzione dei diritti del fanciullo, che ha considerato invece il minore come soggetto di diritto, cioè come titolare di situazioni giuridiche soggettive. Questo è quello che io cerco sempre di dire e di sottolineare quando parlo dei diritti dei minori, no? In questo mese di novembre si è sentito sempre parlare dei 30 anni, del compleanno, no? Della Convenzione dei diritti del fanciullo, ma sarebbe più giusto dire che questi bambini bisognerebbe festeggiarli ogni giorno. Vi ricordate sicuramente Alice nel Paese delle Meraviglie, no? Dal libro di Carroll, no? C'è una scena dell'adattamento del film di Walt Disney dove dice il buon non compleanno. Perché festeggiare il compleanno un giorno invece di festeggiarlo nei 364 giorni di non compleanno? Ecco, i diritti dei bambini andrebbero festeggiati ogni giorno, cioè noi ce li siamo ricordati oggi, il 20 novembre, in tutte quelle che sono state le manifestazioni, ecco, che hanno dato ampio spazio a questi ripensamenti, a queste riflessioni, però sarebbe giusto ricordarsi ovviamente dei minori in ogni momento. La posizione del diritto, quindi perché il diritto o minore diritto? Allora, la concezione del minore dal punto di vista giuridico parte dall'etimologia della parola del minore, qualche cosa che ha qualcosa in meno. Dal punto di vista giuridico il minore è un soggetto capace dal punto di vista di essere titolare di diritti soggettivi, ma non è capace di agire perché non ha ancora compiuto la maggiore età e non è in grado di compiere atti giuridici. Quindi l'equivoco nasce da questa cosa. Però in realtà il mondo del diritto si interroga moltissimo sulla capacità del soggetto di essere capace di prendere delle decisioni in merito a quelle che sono tutte le situazioni che lo riguardano, quella che oggi si definisce la capacità di discernimento, no? Che viene dal latino, da discernere, da scegliere quello che è meglio per lui. Quello che fa la Convenzione dei diritti del fanciullo è, come dire, tirare in ballo questi diritti che devono essere riconosciuti in capo a questi minori. La Convenzione è composta da 54 articoli, è suddivisa in 3 parti, una prima parte è una parte operativa dove c'è proprio tutta l'elencazione dei diritti che vengono riconosciuti ai minori, poi c'è una parte che riguarda l'organizzazione stessa degli Stati, come devono attuare queste modalità, diciamo, della riorganizzazione dei diritti, e poi c'è una parte relativa a come si deve ratificare questa Convenzione. Viene appunto riconsiderato, come vi dicevo prima, questo momento del minore come soggetto del diritto, come si può riconoscere al minore l'essere titolare di diritti fondamentali della persona. Il Ministro diceva prima, si è cittadini. Cioè i bambini sono già dei cittadini, sono diritti fondamentali della persona, quelli che devono essere riconosciuti al minore, sono diritti fondamentali della persona che la nostra Carta Costituzionale già riconosce, il diritto alla vita, il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto alla famiglia, cioè sono dei principi inviolabili della persona che noi abbiamo già all'interno della nostra Carta Costituzionale, che è la nostra fonte primaria nell'ambito, diciamo, dell'ordinamento nazionale. È chiaro che dobbiamo dare anche uno sguardo, un occhio a quello che dice la Convenzione, no? Quindi prima di declinare questi diritti, cioè noi dobbiamo considerare il bambino e la bambina come un cittadino a tutti gli effetti. Nella Costituzione italiana in realtà non si parla per esempio mai di età, no? Non c'è una discriminazione legata all'età, quindi tutti i diritti che vengono riconosciuti alle persone devono essere riconosciuti anche ai minori.
I minori notoriamente sono comunque delle persone fragili, delle persone che si stanno formando, che quindi stiamo educando, che abbiamo visto anche nella relazione precedente, no? Qual è il percorso che deve essere fatto per far traghettare questi bambini verso il mondo, verso la vita, ed è un percorso difficile, è un percorso pieno di ostacoli, è un percorso in salita. Quindi questo approccio alla vita, questo, anche qui la Costituzione ci aiuta, la Costituzione italiana, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, no? Quindi gli ostacoli sono dati da varie situazioni, da diversi punti di vista. Può essere un ostacolo l'inclusione scolastica, anche se parlare di inclusione è una parola brutta perché fa sempre pensare a qualche cosa che comunque stringe, no? Chiude. Fa pensare al problema legato alla salute, è stato citato anche prima, il problema del diritto alla salute dei bambini, che è fondamentale e che di cui non si può tener conto, ma di questo torneremo dopo. Quindi è un cammino complesso che i bambini devono attuare. Questi diritti che noi troviamo declamati nella Convenzione dei diritti del fanciullo sono dei diritti importantissimi, ma devono essere dei diritti che noi non soltanto dobbiamo oggi declamare, ma dovremmo cercare, come diceva bene il Ministro prima, o la Ministra, devono essere attuati, cioè glieli dobbiamo effettivamente riconoscere, quindi dobbiamo fare quel ponte, quel passaggio per vedere effettivamente che questi diritti vengono riconosciuti ai bambini. Quali sono i punti fondamentali su cui la Convenzione si interroga? E sono già stati un po' anche abbastanza evidenziati. Sicuramente il primo è il diritto all'ascolto. Il diritto all'ascolto del minore è un diritto fondamentale, cioè il diritto di ascoltare vuol dire il diritto di essere preso in considerazione, di essere ascoltato e non sentito. Io faccio sempre questo, mi soffermo sempre sulla diversità di lessico. L'italiano è una lingua bellissima, ma sentire e ascoltare sono due cose sostanzialmente diverse, no? Il diritto all'ascolto in tutte le situazioni che lo riguardano. Il nostro ordinamento giuridico ha recepito questo diritto all'ascolto perché l'ha inserito in tante norme, no? In tante norme del Codice Civile. Ad esempio è stata fatta una carta dei diritti dei figli nelle separazioni dei genitori. Sono 10 punti che sono stati stilati dall'autorità, dal garante, anche perché proprio nell'ambito delle crisi dei rapporti familiari il problema dell'ascolto del minore è il problema più importante, più sottile, più difficile, no? Da verificare effettivamente il bambino. In quel momento si dice sempre che la separazione tra i genitori deve essere una separazione orizzontale e non verticale, no? L'ascolto del minore nell'ambito della separazione, della crisi del rapporto familiare è fondamentale. C'è stato un anno fa anche non so se sicuramente era una cosa che era passata sui giornali, un giudice che aveva fatto scrivere la sentenza al ragazzino, no? Dice: il divorzio lo voglio così, cioè lui aveva detto esattamente, aveva scritto proprio una lettera al giudice in merito a questa separazione molto logorante che c'era stata tra i genitori, dove ci sono poi anche purtroppo la mamma che rema contro il padre e viceversa, no? Su chi deve stare con chi e quanto tempo, e questo diritto alla bigenitorialità, no? Di cui tanto si parla. Il giudice a Firenze, dalla scuola alle settimane alterne fino allo sport, basta litigi tra mamma e papà, ecco le mie regole. Quindi questo è stato l'ascolto, che il giudice però è un giudice come toro seduto, no? Che ha guardato lontano, è stato un giudice che ha effettivamente fatto proprio questo diritto, perché non è che è sempre così purtroppo, no? Perché l'immagine della famiglia con i servizi che ha rappresentato il professore prima nella slide è bella dal punto di vista teorico, ma poi effettivamente questa condivisione di intenti è difficile, secondo me, che ci sia quando ci sono queste famiglie problematiche, no? Se fosse tutto così facile come rappresentato nella slide, probabilmente, ecco, il mondo sarebbe più sereno, più colorato, no? Un altro punto a cui fa riferimento la Convenzione è l'interesse superiore del minore, no? Oggi si dice che tutte le decisioni che devono essere prese seguendo quello che è l'interesse superiore del minore. Gli inglesi parlano di best interest, no? Ma noi non abbiamo una definizione di interesse superiore del minore. È come se avessimo un contenitore, come era quel cerchio bianco prima, sempre faccio riferimento alla slide prima perché è stata abbastanza illuminante, no? L'ultima parte, dove c'era quel cerchio vuoto,
Ecco, questo l'interesse superiore del minore in realtà è una cosa vuota, perché non abbiamo delle definizioni di qual è l'interesse superiore del minore, quindi anche in questo caso bisogna contestualizzare ogni cosa e verificare in quel singolo caso, in quella singola situazione, che cos'è meglio per il minore, cosa che poi in realtà chi lo decide che cos'è meglio per il minore? Nella fase fisiologica direi che lo decidono i genitori, perché abbiamo detto che finché i minori non hanno ancora compiuto il 18° anno di età, sono con la soggetti non più alla responsabilità genitoriale. Già è arrivato il foglietto, la Gina, bacchette di, ma ci sto ampiamente. È giusto, sì. Mentre nella fase patologica questo interesse superiore del minore lo deve decidere il giudice poi, no? Qual è la cosa migliore? Quindi il giudice di prima abbiamo visto, il divorzio lo voglio così, però è lui che decide, no? Che effettivamente bisogna ascoltare il minore in quel senso. Nell'ambito sempre della Convenzione dei diritti del fanciullo, un altro ambito che viene evidenziato è quello del diritto alla non discriminazione, ma questo è un discorso che è anche qui noi nella nostra Carta Costituzionale abbiamo il principio di non discriminazione, no? E anche questo per essere effettivamente attuato non lo dobbiamo soltanto recitare, ma lo dobbiamo poi mettere in pratica, che non è cosa di poco conto. E in più ancora il diritto alla vita, al mantenimento, allo sviluppo, e in qua si potrebbe aprire un mondo di diritti. Chiaramente il primo è il diritto alla famiglia, è stato già in qualche maniera analizzato prima, ma il diritto alla famiglia dal punto di vista giuridico è riconosciuto intanto dal punto di vista della responsabilità genitoriale, cioè i genitori hanno il diritto di istruire, mantenere, educare e prendersi cura dei figli, non più fino alla maggiore età, a seguito delle ultime modifiche legislative, ma fino a che questi figli non sono in grado di mantenersi dal punto di vista economico. Quindi una iattura da questo punto di vista. Poi abbiamo un diritto che il figlio minore cresca nella sua famiglia d'origine, cioè il mantenimento del legame familiare è importante, perché poi, come estrema ratio, il nostro ordinamento giuridico prevede l'istituto dell'adozione, quindi il dover dare una famiglia a un minore, ma quando tutti gli strumenti, quindi vedi l'affido di cui parlava prima il professore, sono stati già messi in atto, quando il sostegno delle politiche familiari, delle politiche sociali, degli strumenti anche economici, no, di sussidio alle famiglie, vedi il reddito di cittadinanza, possono in qualche maniera superare quelle che sono le difficoltà della famiglia. Allora lì, come estrema ratio, c'è un diritto del minore ad avere una famiglia. È stato citato anche il diritto alla salute, no? Riferito il diritto alla salute, anche qui è un diritto che viene riconosciuto nel fascio dei diritti, del diritto alla vita, allo sviluppo. Ora i ragazzi di oggi vivono spesso nell'isolamento, no? L'isolamento è pericolosissimo, è stato fatto c'è un manifesto, no? Il manifesto delle parole non ostili, non so, questo che è un'associazione che si è costituita, che ha rifatto questo stesso manifesto della comunicazione, non del linguaggio, è stato fatto anche per i bambini piccoli, per l'infanzia, ce l'hanno proprio riadattato, proprio perché il linguaggio, che è stato citato già prima, è importante, perché non posso utilizzare le stesse parole se parlo a un bambino di 4, 5, 10 anni, se parlo a un ragazzino adolescente o a un ragazzo che ha 17 anni, che quindi è già un adulto, no? Quindi anche qui il problema dello sviluppo e dell'isolamento e poi il bullismo, quindi le problematiche che possono venire in gioco quando si parla dei diritti che hanno, perché i diritti che hanno i bambini sono tantissimi, quindi anche il diritto all'istruzione è stato citato ed è un diritto che noi abbiamo anche nella nostra Carta Costituzionale, ma tornando al diritto alla salute, che è riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione, il diritto alla salute è un diritto che poi vede il risvolto negativo anche del non vedersi curare, no? Perché l'abbiamo visto applicato negli adulti questo problema e lo vediamo anche oggi con la legge sulle cure palliative, con una legge quasi molti sconosciuta, che ha però anche un aspetto relativo alle cure palliative pediatriche, perché purtroppo ci sono delle malattie molto invalidanti che colpiscono anche i bambini e quindi in questo caso anche qui l'approccio al riconoscimento del diritto alla salute nei confronti del bambino è fondamentale ed è importante.
bisognerebbe riuscire a creare anche delle città amiche dei bambini, cioè in questa vivibilità assoluta, quindi non soltanto, perché io posso dire esistono tantissime norme del codice che riconoscono i diritti ai bambini, ma poi questi stessi diritti li vedo attuati, li vedo realmente declamati all'interno delle città. I bambini devono vivere gli spazi aperti, devono vivere la scuola, devono vivere la loro geniale fantasia, no? Cioè devono cercare, i bambini hanno la fantasia che noi non abbiamo, ad esempio, noi adulti l'abbiamo forse un po' perduta questa fantasia, quindi cercare di creare, e questo lo diceva un po' il Ministro prima, no? In queste politiche che si prendono un po' cura di tutti quelli che sono i passaggi, no? Quello vedere oltre, andare oltre e creare dei sistemi di comunicazione anche, no? Perché io non devo fortificare la famiglia se poi non riesco a mettere il bambino in una condizione di vedere realizzato il suo diritto. Il problema dei minori stranieri non accompagnati è un problema gravissimo, però esiste una normativa in Italia che, vado a finire, che riconosce la possibilità di nominare un tutore al minore straniero non accompagnato che faccia, questa è una legge del 2017 che ha trovato però grandi difficoltà, perché l'iter purtroppo burocratico che porta alla nomina del tutore, che può anche essere un tutore volontario, comunque il giudice, fino a che arriva la comunicazione per nominare un tutore a un minore straniero che si trova appunto qui senza i suoi legali rappresentanti, fa in tempo il minore a diventare maggiorenne, a cambiare città, per far perdere le sue tracce. Quindi purtroppo la legge, abbiamo poche leggi perfette, anzi forse una, due, non lo so, ma abbiamo tantissime leggi perfettibili, ecco questa sicuramente è una di quelle, ecco, però la sinergia, la trasversalità di questa legge sul minori stranieri accompagnati è come tutte le cose, abbiamo visto che è trasversale tutto, cioè ci vuole proprio la sinergia di tutti quanti per far sì che appunto il diritto venga realmente attuato al meglio delle sue possibilità. Vi concludo con una filastrocca che tratta da questo libro Io e gli altri, i diritti e i doveri di tutti i bambini. Dice: i miei diritti, cosa posso dire, cosa posso fare, dimmi se posso stare, dimmi se devo andare, posso studiare, posso imparare, chi deve curarmi quando sto male, posso avere amici, posso giocare, posso parlare come voglio, posso pregare, posso avere un nome, una famiglia, posso essere un figlio, posso essere una figlia? Perché nessuno di me approfitti, spiegami per favore i miei diritti. Ecco, e con questo concludo. Grazie. Grazie molte a Daniela Infantino, perché è riuscita a condensare in breve tempo degli aspetti molto, molto importanti, molto significativi da approfondire certamente. Vorrei rimarcare un paio di passaggi dell'intervento di Daniela. L'ha esibito rispetto al passaggio che si fa attraverso la Convenzione dal bambino o bambina da oggetto a soggetto di diritto. Questo si va a collegare direttamente con quanto diceva nell'introduzione ai lavori la Ministra, quando gli adulti spesso pensano di avere o di poter avere da soli le parole per chi non può, o le parole per il bambino e la bambina. I bambini e le bambine, come ci ha dimostrato Daniela con questo bambino che scrive ecco come voglio la separazione, i bambini le parole le hanno, basta predisporre contesti, strumenti, metodologie adatte affinché si possano esprimere. Secondo passaggio, quello del buon non compleanno. Il buon non compleanno dei diritti affinché proprio in questo titolo che abbiamo fortemente voluto giocare sull'invisibile, nel senso che i diritti sulla carta sono visibili, lo vediamo tutti in questo periodo, tutti i pedagogisti di tutta Italia e non solo si stanno mobilitando a celebrare questo compleanno. Un compleanno appunto visibile dal punto di vista di ciò che è scritto. Il problema è che il rischio è quello che nella pratica ritorni ad essere invisibile. Quindi io parlo da pedagogista, parlo dal punto di vista educativo, il nostro impegno deve essere proprio di rendere questa visibilità nell'atto, nella concretezza e quindi
aiutare, sostenere luoghi, contesti, spazi di cui si è parlato tanto anche con Andrea Bobbio, affinché questo sia possibile. Grazie ancora Daniela. Introduco ora la nostra seconda relatrice, che ci porterà il suo sguardo dal punto di vista psicosociale questa volta. Patrizia Romito è professore associato di psicologia sociale presso l'Università degli Studi di Trieste, dove tiene insegnamenti sul tema della violenza contro donne e minori. Le sue ricerche riguardano la violenza di genere contro donne e bambine, le relazioni tra violenza e salute, le molestie sessuali e il vissuto di chi le subisce. Su questi temi Patrizia Romito collabora con università ed istituti di ricerca sia in Italia che all'estero. In tema ha scritto Un silenzio assordante, la violenza occulte su donne e minori nel 2005, Madri femministi e figli maschi con Greco nel 2013, La violenza su donne e minori, una guida per chi lavora sul campo, per il quale, insieme al Melato, per il quale ha vinto il premio Biagi per la qualità della comunicazione nel 2015. Patrizia, a te la parola. Buonasera a tutti e a tutte, scusatemi per la voce, ma è quello che ho a disposizione. E davvero grazie di cuore ai colleghi e alle colleghe pedagogisti, perché avete organizzato un seminario che è davvero interessante, grazie ai relatori e alle relatrici precedenti. È un'occasione per imparare ed sono davvero contenta di essere qui. Sono solo un pochino dispiaciuta, un pochino preoccupata, perché chiudo con questa relazione su un tema molto difficile e su cui non sono molto ottimista, tra l'altro, quindi ve lo devo già anticipare, poi spero che nella discussione riusciremo a sollecitare dei pensieri positivi anche a partire da questa tematica. Quindi cosa succede ai diritti dei bambini e delle bambine quando subiscono violenza? Voi sapete, immagino, che la violenza che i bambini subiscono è quasi completamente, in maniera molto maggioritaria, familiare, cioè avviene nell'ambito della famiglia o delle relazioni che la famiglia intrattiene, che il bambino intrattiene con vicini, scuola, attività, eccetera, perché un bambino non ha l'autonomia di mettersi in situazioni di rischio che non siano quelle familiari. Quindi è un tema particolarmente difficile. I diritti dei bambini, ho cercato di declinare alcuni elementi della Convenzione di New York nell'ambito dei diritti dei bambini e delle bambine in situazioni di violenza, e per capire quanto problematica sia l'attualizzazione di questi diritti in queste circostanze vi devo dare alcuni numeri su quella che è la frequenza delle violenze sui minori. La definizione non abbiamo bisogno di leggerla, ma è solo per ricordare che quando parliamo di violenza sui minori parliamo di forme molto diverse di maltrattamento, che è psicologico, fisico, sessuale, la negligenza, quindi tutta una serie di situazioni che spesso avvengono insieme, peraltro. È raro che un bambino in famiglia subisca un tipo di violenza da solo. E anche vi cito lo spunto da cui tutte le ricerche costruiscono i loro indicatori di violenza sessuale. La legge italiana ovviamente va anche in questo senso, perché per violenza sessuale si intende un insieme di comportamenti molto ampio che consiste in atteggiamenti, comportamenti, eventi che sono inappropriati all'età del minore, quindi più ampio di quello che sarebbe la violenza sessuale su una persona adulta. Questo è solo per capire un po' i numeri che avremo a disposizione. Allora, alcune stime, le ricerche in questo campo sono tantissime e sono, pur nelle loro differenze, sono concordi nell'indicare che le violenze sui minori sono frequenti in tutto il mondo e quindi anche nei paesi industrializzati, anche in Italia. L'OMS stima che 1/4 dei minori subisca maltrattamenti fisici e che 20% delle bambine e 8% dei bambini subiscano varie forme di abusi sessuali, quindi parliamo di bambini e adolescenti. Poi c'è un fenomeno riconosciuto relativamente da poco, che si definisce violenza assistita, quindi sono le situazioni di violenza tra genitori, quasi sempre del padre sulla madre,
in cui i bambini sono coinvolti in misura diversa. Tra l'altro il titolo violenza assistita è un po' inappropriato perché il bambino non assiste, il bambino è implicato, anche tra l'altro in situazioni di gravissime, drammatiche dell'omicidio della madre. E sappiamo che nelle famiglie in cui c'è violenza contro i minori c'è anche violenza contro la madre molto spesso e viceversa. Quindi i dati ci dicono che sono situazioni molto frequenti, che sono, come dire, frequenti in tutti gli ambienti sociali, quindi con delle differenze ma che non sono, come dire, dirimenti, quindi possiamo trovarli in contesti anche molto favoriti socialmente. E il dato più inquietante, ulteriormente inquietante, è che la maggior parte di queste violenze resta celata, non viene vista. Quindi quando sto dicendo che non viene vista è qualcosa che viene prima della denuncia, quindi non solo non viene denunciata, ma non viene neanche resa visibile. E le stime ci dicono che per ogni caso di violenza fisica riconosciuta ce ne sono 75, che nessuno vede, e per ogni caso di violenza sessuale restano celati 30 casi. Quindi la situazione che ci si trova ad affrontare o a non voler affrontare è una situazione di un'alta frequenza di violenze che non vengono viste da nessuno. Vengono vissute però, vengono viste dai bambini e dalle bambine. Un dato italiano, che però non è un dato sulla frequenza delle violenze, ma sulla frequenza dei bambini seguiti dai servizi per motivi di maltrattamento, ci dice che circa un bambino su 10 in Italia, con piccole differenze nord-sud, è seguito dai servizi, quindi queste sono le violenze visibili. Poi non è detto che il percorso tra l'altro sia soddisfacente. Ecco. Le violenze hanno delle conseguenze molto gravi sulla salute fisica e psicologica, sui comportamenti a rischio. Bambini e bambine che subiscono maltrattamenti in famiglia hanno un rischio molto più elevato, una vulnerabilità molto più elevata di incontrare situazioni di violenza nell'adolescenza e poi nell'età adulta. C'è il rischio di riprodurre, che è un rischio chiaramente, quindi non è un destino, però i bambini imparano questi modelli di comportamento. E l'impatto sulla salute è gravissimo. Le stime ci dicono che la metà delle depressioni in età adulta, 2/3 dei tentati suicidi e 2/3 delle dipendenze sono legate a violenza nell'infanzia. Quindi prevenire, intervenire, prevenzione primaria, secondaria, terziaria delle violenze e delle loro conseguenze vorrebbe dire migliorare lo stato di salute psicologico ma anche fisico della popolazione adulta. Quindi la violenza sui minori è un enorme problema di salute pubblica, ma è anche un problema di diritti negati, diritto alla vita, perché i bambini vengono uccisi a volte, alla salute, a una vita ragionevolmente felice. È importante sapere che dovremmo fare della prevenzione primaria, e qui il collega Ius ha dato un modello molto interessante, quindi è un lavoro che sicuramente va fatto. Ma se non riusciamo a fare la prevenzione primaria per tutti, dobbiamo fare la prevenzione secondaria. Per cui le ricerche ci mostrano che le conseguenze negative della violenza possono essere ridotte, diminuite, se la violenza viene riconosciuta, se la bambina viene protetta, la violenza interrotta, se ha un adulto protettivo dentro la famiglia o fuori dalla famiglia, se c'è un sostegno, e nei casi più gravi, che purtroppo sono frequenti, se c'è un intervento terapeutico di sostegno e se il percorso giudiziario è rispettoso del bambino, della bambina e si conclude con un atto di giustizia, perché il valore terapeutico di un percorso giudiziario rispettoso è davvero importante. Ora, la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha dei principi fondamentali che ovviamente, se applicati, ci permetterebbero di risolvere tutti i problemi del mondo, oltre a quelli della violenza. E io mi fermerò soprattutto sul superiore interesse del bambino, il diritto alla vita e l'ascolto dell'opinione del bambino, domandandomi come vengono rispettati i diritti dei minori, come vengono rispettati questi principi nelle situazioni di violenza. E in realtà la risposta, come vi dicevo prima, come vi anticipavo, non è molto ottimista, perché dalla mole di ricerche che abbiamo a disposizione, ricerche internazionali e anche un pochino ricerche italiane, dobbiamo constatare che questi principi e questi diritti vengono
disattesi in maniera non episodica, forse in maniera strutturale. Allora, vi faccio un caso concreto, perché altrimenti è molto difficile generalizzare. Il caso di cui voglio parlare è la credenza nelle false denunce. C'è un grande allarme sociale, secondo cui moltissime segnalazioni o denunce di maltrattamenti sui bambini, in particolare di abusi sessuali, che sono, diciamo, l'elemento che fa più paura a tutti, siano false. Quindi che i bambini mentano o che le mamme che denunciano queste situazioni, soprattutto se intrafamiliari, inventino. In questa situazione, quando in particolare parliamo di denunce che vengono fatte in fase di separazione della coppia genitoriale, una fase di separazione che spesso è l'esito di un percorso di violenza domestica, allora la preoccupazione che le segnalazioni e le denunce siano false è altissima e entra in gioco qualcosa che chi di voi lavora ha un'esperienza anche di tirocinio, penso agli studenti nei servizi sociali, nei consultori, ma anche a scuola, no? C'è la questione della cosiddetta alienazione parentale. Allora, qual è il problema della credenza che le false denunce siano frequentissime, della credenza nell'alienazione parentale? Alla base c'è l'idea che bambini che fanno capire, più o meno esplicitamente, secondo l'età, che c'è stato un abuso, un maltrattamento, che hanno paura di un genitore, mamme che li sostengono, che condividono questa preoccupazione, che cercano aiuto nei servizi dello Stato, che mentano sostanzialmente. E questa è una terribile situazione perché è l'eredità del deficit di credibilità che donne e bambini, assieme ai pazzi, hanno scontato nel diritto, a partire da molto lontano, a partire dal diritto romano, troviamo che donne e bambini, vecchi e pazzi, non sono testimoni attendibili. Allora capite bene che qui siamo in un circolo vizioso, perché più donne e bambini segnalano queste situazioni di violenza, più verranno interpretate queste segnalazioni come dovute ad altri motivi, quindi deficit di credibilità. Le ricerche scientifiche smentiscono queste credenze, abbiamo dei dati molto forti sul fatto che le false denunce sono rarissime e a volte non sono false, sono semplicemente situazioni in cui con un bambino molto piccolo è difficile provare che c'è stato un abuso, c'è un forte sospetto, ma non sono false. Ma restano pervasive. Tra gli operatori sociosanitari, ma anche nei tribunali, l'idea che di questa epidemia di false denunce e dell'alienazione parentale è un'idea data per scontata in maniera assolutamente indipendente da quello che la ricerca scientifica ci mette a disposizione. Questo tra l'altro è un filone di riflessione interessante e drammatico, perché tutto quello che la scienza riesce a produrre dovrebbe essere perlomeno accolto a livello di discussione nel corpo sociale. Evidentemente non avviene così. Allora, cosa ci dice la Convenzione? Cosa dovrebbero fare gli Stati? Gli Stati, ho messo in ordine non di importanza ma di articoli, oltre alle cose che abbiamo già visto, evidentemente i principi fondamentali, qui andiamo un po' più nel dettaglio. Gli Stati dovrebbero vigilare sulla competenza dei professionisti che hanno responsabilità di minori. Ora, non vi cito le ricerche drammatiche sulle competenze su questi temi di chi lavora con i minori, nei tribunali o nei servizi, ma in maniera più propositiva domandiamoci quanto nei corsi di studio in Italia di pedagogia, psicologia, medicina, giurisprudenza, servizio sociale, eccetera, ci siano delle formazioni specifiche, delle istruzioni specifiche sulla tematica della violenza, perché è una tematica molto particolare che bisogna padroneggiare se si vuole lavorare in questo campo. Gli Stati dovrebbero vigilare che il minore o la minore non sia separato dai genitori contro il loro volere,
salvo se questa separazione non sia necessaria nell'interesse superiore del minore. E la seconda parte dice un po' la stessa cosa, no? Il diritto a intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori, salvo se non è nell'interesse del minore. E qui la collega Infantino ha già citato, no, la questione della bigenitorialità, quindi un principio ormai molto forte in tutto il mondo industrializzato, quindi anche in Italia, e naturalmente in situazioni di violenza il principio di bigenitorialità dovrebbe essere secondario alla protezione del bambino, perché altrimenti non è l'interesse superiore del minore, è l'interesse superiore dell'adulto che vuole avere, diciamo, mantenere il contatto col minore malgrado un comportamento dannoso e problematico. Ecco, purtroppo questa chiarezza su quello che è l'interesse del minore, la collega diceva giustamente, è difficile da stabilire, però di fronte, come dire, in presenza di un genitore violento è difficile sostenere che l'interesse del minore sia di mantenere un contatto con lui o evidentemente con lei. E gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure per proteggere il bambino contro ogni forma di violenza, e questo davvero non avviene. Vi dicevo che le ricerche scientifiche, ma anche delle prese di posizione, diciamo, ad alto livello, hanno smentito queste teorie delle false credenze, dell'alienazione parentale. Vi cito questo rapporto della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite che diciamo, stabilisce che le false denunce di abuso fatte dalle madri in fase di separazione sono un mito. E la storia è molto interessante perché la Commissione è stata sollecitata, la sollecitazione è venuta dalla Francia, che queste problematiche sono davvero simili dappertutto, ed è stata sollecitata da da una convergenza di interessi, da una parte associazioni di pediatri che si rendevano conto di non poter proteggere i bambini abusati che vedevano perché si trovavano in particolare nei tribunali l'opposizione a indagare e a portare avanti, diciamo, la pratica, e associazioni di mamme e di donne in difficoltà in queste situazioni. E il relatore afferma quindi che molti individui in posizione di responsabilità, in particolare nella magistratura, negano ancora in ampia misura l'esistenza e l'ampiezza del fenomeno, in particolare dell'abuso sessuale intrafamiliare, incapaci di accettare che molte delle accuse possano essere vere. Grazie. Molto più recentemente, pochi mesi fa, nel 2019, a partire da un convegno presso il Consiglio d'Europa, la piattaforma di meccanismi indipendenti dell'ONU e regionali che si occupano di violenza contro le donne e di diritti delle donne ha emesso uno statement firmato dalla Presidente del SIDAV, dalla Presidente del Grevio, quindi l'ente e il gruppo europeo che si occupa che verifica l'applicazione della Convenzione di Istanbul, come vedremo include degli elementi che riguardano i minori, quindi diciamo delle personalità molto autorevoli. Non vi leggo tutto, penso che le slide saranno messe a disposizione sul sito, ma in cui ci si preoccupa molto di questo occultamento delle violenze sui minori, spesso legate a violenze sulle donne, che causano dei drammi terribili e in cui l'interesse prevalente del minore non viene messo al centro, evidentemente. Vi ricordo anche la Convenzione di Istanbul, tra l'altro questo è un anno particolare perché sono 30 anni della Convenzione internazionale sui diritti dei minori, ma sono anche 20 anni dello stabilire che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi nello stesso mese abbiamo due date importanti che, come dire, volte al riconoscimento dei diritti dei bambini, delle bambine e delle donne e anche alla protezione nei loro confronti quando è necessario. Quindi anche la Convenzione di Istanbul 2011, ratificata in vigore in Italia dal 2014, attira l'attenzione sulla questione del diritto dei bambini alla sicurezza in occasione delle visite con uno dei genitori dopo la separazione della coppia, quando c'è stata violenza. E tra l'altro, penso che è anche utile ricordarlo in questo contesto dove molti di voi lavorano già nei servizi sociali,
la mediazione familiare è interdetta quando c'è violenza contro le donne e quindi anche spesso contro i minori. Devo dire elementi, articoli che sono spesso disattesi nel lavoro dei servizi, nel lavoro dei tribunali. Qui abbiamo dei dati di ricerca davvero inquietanti che mostrano quanto diciamo, poca conoscenza ci sia e poca attenzione ci sia rispetto alla Convenzione di Istanbul, che è legge in Italia, e alla Convenzione sui diritti dei minori. Devo concludere? Sì, io penso di aver saltato, scusatemi, penso di aver saltato anche... no, non ho saltato delle cose, ma c'è qualcosa che ho dimenticato di dirvi. Forse torno sui principi fondamentali. Torno sui principi fondamentali perché la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo tutela innanzitutto, direi, il diritto alla vita dei bambini e delle bambine. E volevo ricordare un altro caso perché penso che nella concretezza è molto più semplice trovare gli agganci anche per l'azione. Volevo ricordarvi il caso di Federico Barakat, forse qualcuno di voi lo conosce, un bambino di 8 anni, che è stato ucciso dal padre durante le visite post-separazione, perché è davvero una storia che ha questi elementi di credenza nelle false denunce, nella relazione parentale di cui vi ho accennato prima. La coppia era separata, il padre si era allontanato, era un padre anche con problemi psichiatrici, quindi con un problema non solo di violenza ma anche di disagio psichico importante. Il padre voleva vedere il bambino dopo una lunga separazione, il tribunale gliel'ha concesso, la madre era molto preoccupata, ha cercato in tutti i modi di proteggere il bambino, ma è stata accusata di fare false denunce, è stata accusata di alienazione parentale, è riuscita ad ottenere con molta fatica che le visite padre-figlio fossero protette e quindi le visite sono avvenute dentro un servizio sociale, siamo nella provincia di Milano, credo, in Lombardia, quindi nel prosperoso e avanzato nord Italia, e per qualche motivo gli educatori che dovevano tutelare il bambino si sono allontanati durante la visita, il padre lo ha ucciso anche in maniera, come dire, non ci sono modi più o meno drammatici, ma insomma in questo caso era particolarmente atroce quello che è successo. E il caso è adesso all'attenzione della Corte europea di Strasburgo. Quindi siamo in una situazione in cui lo Stato italiano non ha garantito il diritto alla vita di questo bambino, disattendendo, vorrei dire disattendendo il buon senso, quello che un professionista dovrebbe avere senza bisogno di aderire alla Convenzione internazionale per i diritti dei minori. Purtroppo questo non è avvenuto. Quindi concludo con una lunga citazione di Judith Herman, non so se avrò la voce o il tempo per leggerla, ma vorrei dire che le tentazioni negazioniste, le tentazioni di negare la violenza sono sempre molto forti nella nostra società. La violenza ci disturba perché è orribile, soprattutto quando è rivolta nei confronti dei bambini, e ci disturba anche perché ci obbliga ad agire. Se noi riconosciamo che quel bambino, quella persona ha subito violenza, come esseri umani dobbiamo intervenire. Ma intervenire è difficile, ha un costo importante, e quindi cerchiamo di non vederlo. E davvero la società a volte si organizza in maniera molto strategica ed efficiente per evitare di vedere questo tipo di violenza. Le violenze sessuali in particolare sono quelle che ci turbano di più, ma anche le altre tipologie di violenza sono devastanti. E Judith Herman dice delle cose molto importanti, forse qualcuno di voi ha letto il suo libro, è una psichiatra che ha di origine americana ma di origine ebraica e ha lavorato sul trauma, sulla violenza che causa traumatismi, e ha lavorato su 3
tipologie di violenza, quelle che hanno subito i sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti, quelle che hanno subito e che hanno anche inflitto i veterani del Vietnam e quelle che subiscono soprattutto le donne e i bambini e le bambine, soprattutto le violenze sessuali. E a partire da questa ricchissima, di questo ricchissimo materiale, chiamiamolo così, terapeutico, ma anche del suo impegno etico e politico, ci dice che è molto più facile tacere che agire. Ma ci dice anche che la vittima questo ci chiede, la vittima ci chiede di vedere quello che sta succedendo e di agire al suo fianco. Ci dice un'altra cosa molto importante, che non possiamo farlo da soli, che la vittima può essere creduta e noi possiamo aiutarla se c'è un contesto sociale che ci sostiene, se questa credibilità della vittima e la nostra credibilità sono sostenuti da un tessuto sociale che è forte. Ecco, io concludo perché penso che occasioni come queste contribuiscono a creare questa rete sociale, questo sostegno sociale. Penso che dobbiamo continuare, l'università è uno dei luoghi più adatti per fare questo lavoro, penso che sia assolutamente importante continuarlo. Grazie. Grazie a Patrizia Romito, grazie molto dell'intervento, della tematica anche molto, molto delicata, no? Molto particolare, della quale parliamo perché, come lei giustamente ci ha detto, violenza non significa solo quella violenza fisica, no? Magari l'occhio pesto, piuttosto che è anche facile da individuare, ma la violenza è fatta anche di tutti quegli atti, ritorniamo al titolo, invisibili che però lasciano, come ci diceva Patrizia, delle tracce profonde sullo sviluppo futuro di questi bambini e di queste bambine, futuri adulti. Mi soffermo su un altro tema che hai trattato, quello della violenza assistita, quando hai detto no, alla fine non è soltanto un assistere perché sei direttamente implicato dentro, sei invischiato dentro questa cosa. E questo mi ha fatto pensare ad un'altra cosa, ho fatto un link con quello che diceva Marco Ius prima quando ha parlato di normalità. Secondo me dobbiamo ripensare alcuni termini, fra cui quello di normalità, perché innanzitutto, io di mio credo che la normalità non esista, ma poi normalità per questi bambini e per queste bambine, per queste donne, quella è la normalità. Avere un genitore abusante, vivere in un contesto di continua pressione, quella è la loro normalità. Quindi ritorniamo, e quindi voglio volgere il tutto ad una chiave positiva, nonostante è drammatico quello che leggiamo, il contesto sociale di supporto. Questo deve essere il nostro impegno, a costruire un contesto sociale di supporto delle reti affinché questi bambini, queste bambine, queste donne, questi adolescenti possono non sentire come normali un contesto familiare dove invece non è normale, non si garantisce un diritto ad uno sviluppo pieno, ad uno sviluppo autentico, ad uno sviluppo autonomo e non c'è rispetto della dignità umana. Quindi questo deve essere, credo, il nostro obiettivo, quello di diventare contesti capaci di far rete, contesti capacitanti, contesti capaci di responsabilizzare, di far prendere consapevolezza a bambini e bambine di poter esprimere determinate cose. Grazie molte. Ringrazio le mie relatrici che mi hanno accompagnato in questa seconda parte e cedo la parola per le conclusioni e il dibattito a Paolo Sorzio. Ringrazio le organizzatrici e l'organizzatore di questo meraviglioso convegno e le relatrici e i relatori che hanno dato veramente
un taglio molto profondo, molto teoricamente impegnato, ma sempre con una forte visione riguardo alla pratica, e penso che sia veramente molto raro che tutti gli interventi siano tutti a questo alto livello, quindi credo che sia veramente stato un momento formativo per tutti noi. Quindi è anche molto difficile diciamo, trovare delle linee di continuità, perché sono veramente tantissime, no? Io ho fatto 2 pagine di frecce e vediamo di venirne fuori. Allora, la questione dei diritti universali dei bambini e delle bambine. Il fatto che siano universali è veramente una cosa molto importante, perché indipendentemente dalla loro origine, indipendentemente dal luogo, indipendentemente dalle convinzioni, questi diritti devono valere per chiunque nasca. E questo è davvero un passaggio decisivo, come è stato anche sottolineato da Daniele Infantino nella giurisdizione, ma anche nella nostra capacità di mentalizzare l'infanzia. Il fatto che questi diritti siano universali significa che attribuiamo delle capacità ai bambini e alle bambine, non soltanto il fatto che siano più fragili di noi, più bisognosi di noi, ma che siano anche in grado di poter dire la loro anche nelle primissime fasi della vita. Il fatto che tutti gli interventi abbiano parlato della voce dei bambini e delle bambine credo che sia veramente un punto assolutamente essenziale, e credo che poi questa cosa ritorni anche negli interventi poi di più chiaro taglio educativo. Però purtroppo il fatto che i diritti siano universali non significa che siano validi dappertutto e siano validi sempre. Ci sono stati vari interventi che hanno ricordato come questa situazione non succede in maniera così universale, così come viene asserita. La Shoah, cioè l'annientamento di una o più popolazioni, è avvenuta in alcune delle società più ricche, più colte, più avanzate del pianeta e della storia dell'umanità. Il fatto, gli interventi di Patrizia Romito ci hanno dato dei dati, delle storie assolutamente angoscianti, e inoltre io credo che sia veramente importante quello che tu dicevi della falsa credenza, cioè del fatto che ci siano ancora dei modelli culturali che negano alle donne, ai bambini e alle bambine appunto la loro voce. Cioè, se lo dicono è una loro fantasia, sono ancora soggetti incapaci di intendere e di volere. Questo è un fatto gravissimo, è un fatto che può avere delle grosse conseguenze. Chi porta avanti questo sistema di false credenze è anche politicamente connesso all'idea che i diritti debbano retrocedere. Io credo che sia molto molto importante che teniamo in piedi il collegamento tra queste diverse fasi. Quindi effettivamente quando noi guardiamo all'assenza dei diritti dobbiamo guardare a un intero sistema sociale, culturale, locale. Ci sono ad esempio delle ricerche sul dossier, ogni anno il dossier di Save the Children presenta la questione della povertà educativa. Le bambine che subiscono violenza sono bambini e bambine che vivono in un contesto, in un ecosistema, sia Andrea Bobbio che Marco Ius ci invitavano a vedere il bambino e la bambina dentro un sistema complesso di relazioni. Questo sistema complesso di relazioni purtroppo precipita verso una povertà educativa, e anche credo questo sia un elemento molto importante. Sono bambini che giocano molto meno, sono bambini che non usufruiscono di spettacoli teatrali, di spettacoli televisivi, non fanno sport, non visitano un museo, sono situazioni in cui tutto ciò che lo sforzo umano di costruire un simbolismo, delle narrazioni, delle storie, delle rappresentazioni condivise, in realtà a questi bambini e queste bambine manca. Per fortuna, diciamo, la colonna che dice "e l'educazione" è anche una colonna abbastanza densa di frecce, e quindi credo che sia molto importante fare riferimento e incoraggiarvi
appunto a lavorare, no? La Ministra ha detto una cosa davvero importante: ogni volta che si stabilisce un diritto si stabilisce anche una responsabilità, e questo significa che il diritto appunto non sta in piedi da solo, ma sta in piedi in un tessuto e quindi in una ecologia diversa da quella della povertà educativa. La questione della voce e della capacità dei bambini e delle bambine appunto mi fa collegare all'intervento di Andrea Bobbio sul fatto che appunto si sta nella relazione secondo un atteggiamento di reciprocità, quindi appunto non caliamo dall'alto quello che gli adulti pensano serva alle persone più giovani, ma è un dialogo in cui, appunto, anche come dice Marco Ius, il diritto dei bambini di accompagnare la propria famiglia, no? Quindi proprio il fatto che si possono costruire degli interventi, abbiamo visto appunto l'esempio di Pippi, o abbiamo visto anche l'intervento di Patrizia Romito che ci dice come si può intervenire, quali sono i punti in cui noi possiamo intervenire, credo che sia davvero molto importante, crea una professione, crea delle professionalità. Appunto per questo lo sforzo che fa anche la sede di Scienze dell'Educazione qui a Portogruaro e in altre parti d'Italia evidentemente è anche proprio quello di sviluppare queste competenze professionali, e appunto vorrei aggiungere due ultime cose nelle competenze professionali. Il fatto, avete visto che molti interventi fanno riferimento a dei testi, a dei documenti. Questo è assolutamente importante. Le relazioni con i bambini e con le bambine non sono soltanto fatti individuali, privati, discorsivi, hanno bisogno di artefatti come possono essere le leggi, come possono essere dei documenti locali, come possono essere anche le immagini che Marco Ius vi ha presentato, no? Il triangolo dei fattori di protezione, proprio perché i documenti servono per mantenere l'attenzione e condividere un progetto comune. L'altro aspetto molto importante è che chi farà l'educatrice, chi farà l'educatore dovrà imparare a lavorare in team e quindi ad avere un sapere condiviso con tutti gli altri stakeholders, compresi i bambini e le bambine. Quindi diciamo grazie veramente a tutti, grazie a voi che ci avete ascoltato. Diciamo, se dovessi proprio sintetizzare in un'unica frase ciò che credo sia la sintesi totale è che ciascun bambino e ciascuna bambina è al centro della nostra passione, della nostra attenzione, però per intervenire e garantire sufficiente felicità occorre guardare al sistema e intervenire. Grazie. Abbiamo, direi, veramente concluso, però ne parlavamo fra di noi, colleghi, abbiamo percepito da parte vostra un'attenzione tale a questi temi, alle relazioni, da quella della Ministra a quelle dei vari relatori, per cui siamo da questo punto di vista anche aperti in questi pochi minuti finali anche a aprire, se volete, un dibattito, un confronto, se ci sono degli interventi, se ci sono delle domande specifiche per i relatori che sono ancora qui fra di noi, oppure ci congediamo, ci salutiamo e vi ringraziamo per la vostra partecipazione e la vostra presenza. Ci sono suggestioni da parte vostra? Nulla? Potremmo lasciare le slide sul... Certo, le slide, se non troveremo uno spazio dedicato sul sito, certamente attraverso le nostre caselle di posta elettronica potremo diffondere i materiali. Nulla? Eccola là, qualcuno che rompe il ghiaccio, le porto il microfono, va bene? Grazie. Grazie. Vorrei dire solo, fare una considerazione partendo da un'esperienza molto concreta. Non parlo di leggi, non faccio un discorso ai vostri livelli, parlo partendo dall'esperienza.
Allora vorrei solo dire questo, e cioè che a volte, cioè i bambini a volte quando vivono delle situazioni in famiglia estremamente problematiche e difficili, in cui si individuano forme di violenza, non perché la violenza viene esplicitata in un modo diretto, ma perché si concretizza in una trascuratezza da parte della famiglia rispetto al minore, una forma di abbandono, una non cura. Spesso le persone, la società o persone che vivono vicino a queste famiglie sono portate a intervenire con una modalità amicale, da volontari, intervenendo, supportando, ma a volte involontariamente, proprio perché mancano di una formazione, nascondono il problema. Il loro intervento si ripercuote anche, non solo supportando, ma diventa anche non far emergere quello che in quella famiglia il bambino vive. E quindi non c'è mai un intervento a un livello superiore che sia da guida. Ecco, solo questo volevo dire. Non so se mi sono spiegata, nel senso che certe azioni fatte in modo amicale, però di fatto coprono una violenza a cui non viene permesso di emergere, perché certo buonismo, cioè bontà che diventa buonismo e altro, non permettono alle persone di sviluppare la problematica e comunque nascondono il problema. Solo questo. Grazie per questa considerazione, io sono molto d'accordo e naturalmente sono situazioni molto delicate, quindi chi sta vicino a una situazione problematica, che può essere una situazione di violenza, a volte ha difficoltà a intervenire, però lei ha perfettamente ragione, nella maggior parte dei casi bisogna riferirsi o a un servizio accreditato dello Stato, un servizio sociosanitario, o nel caso di operatori diciamo di primo livello, e penso anche agli educatori, agli insegnanti, la segnalazione è obbligatoria, la segnalazione alla magistratura di un sospetto è obbligatoria, poi sta alla magistratura a indagare, non all'insegnante che deve evitare assolutamente di entrare nel merito perché non è il suo lavoro e rischia al contrario di, per esempio, allontanare i genitori dalla scuola, perché queste sono cose che succedono. Però anche qui chiaramente c'è una questione di responsabilità, di difficoltà, cioè sono situazioni molto difficili, però la formazione è fondamentale, perché diciamo, chi ha un ruolo di ufficiale pubblico è tenuto a fare questo tipo di interventi, in realtà va contro la legge se non lo fa. Quindi penso che anche su questo tema formazione e informazione siano fondamentali. Se posso aggiungere proprio in questa chiave, no, anche rispetto al lavoro che facciamo attraverso il tirocinio proprio, il passaggio fondamentale secondo me che c'è da quel buonismo di cui lei parlava, che magari è una bontà d'animo a cui tutti siamo portati perché sta nelle nostre disposizioni di educatori, avere cura dell'altro, e non dico di minimizzare la difficoltà che c'è. Faccio un esempio che è stato un caso insomma, di cui abbiamo discusso con alcuni. Il bambino che viene portato al nido di infanzia è ripetutamente mal tenuto, non maltrattato, quindi non ha trascurato, ripetutamente sporco, eccetera. Che tipo di responsabilità si ha? Una responsabilità molto importante, che da questo punto di vista però non si traduce sempre in quel do del tuo alla mamma, una pacchetta sulla spalla, ma sì dai vedrai che passa, ma vabbè adesso è molto stanca, quindi è per questo, ma in un gap di tipo professionale che chiede la simmetria. Ecco perché i servizi, per quanto siano stati per molto tempo definiti, mi scusi la parola, friendly, un servizio educativo non è un servizio friendly, è un servizio che vive di una simmetria di ruolo, perché è una simmetria di responsabilità di fronte alla quale dobbiamo stare. Allora il fatto di entrare in una vicinanza, che poi è quasi una condiscendenza, e che si trasporta, come diceva lei, quasi in un volontariato che poi
mette a tacere, come se nascondesse, siamo in qualche misura, no? È come se remassimo nella direzione che poi il fenomeno continui. Invece la responsabilità educativa, che è una responsabilità intenzionale, si fonda sempre sulla dimensione della asimmetria. E allora, siccome è necessario entrare con gli strumenti che noi abbiamo, che sono quelli della segnalazione, io devo essere sicuro di questo, ma posso farlo se tengo sempre quella postura di cui anche Marco Ius ci parlava alla fine, che non è una postura di bontà d'animo, ma è una postura di altro tipo, che chiede che l'asimmetria venga coltivata in quanto asimmetria competente. E aggiungo, visto che credo di avere di fronte a me per la maggior parte studenti di scienze dell'educazione, studenti e studentesse di scienze dell'educazione, capite anche a partire da questo intervento, la ringrazio anch'io, le ragioni per cui insistiamo tanto, soprattutto durante le attività di tirocinio, ma non soltanto durante le attività di tirocinio, sugli aspetti, come dire, di formazione professionale, anche dal punto di vista deontologico, di deontologia professionale, affinché quella che è stata, come dire, una vostra sorta di vocazione o quelle che sono le disposizioni educative si traducano effettivamente in azioni professionali. È questa la differenza tra educatori, passatemi l'espressione, improvvisati e l'educatore professionista, ed è la ragione per cui con molta fatica abbiamo insistito su una formazione di tipo universitario che ha anche un profilo intellettuale, che ci permette di cogliere questo tipo di sfumature. E quindi quando oggi di fronte alla Ministra richiamavamo le caratteristiche di questo corso, il rigore che ci viene richiesto nella formazione, la responsabilità, concetto richiamato più volte, che sentiamo anche noi nel momento in cui formiamo giovani educatori e giovani educatrici che poi, come dire, prenderanno il testimone di questa responsabilità nel momento in cui entreranno nei servizi. Daniela. Giustissimo l'educatore non friendly, però il problema è anche un cambio culturale dal punto di vista della famiglia, perché il problema è che se l'educatore o l'assistente sociale interviene sulla famiglia, come giustamente deve essere, il rischio dall'altra, c'è il timore, quindi quel buonismo a cui faceva riferimento prima, è che poi il genitore venga privato, anche seppur momentaneamente, e giustamente potrei anche aggiungere, della responsabilità genitoriale. Ecco, c'è quindi quella famosa frase che gira spesso, no? L'assistente sociale ruba i bambini, no? Che è diventato un impatto mediatico, però che ha portato a questo tipo di approccio alle problematiche volte a coprire, a nascondere, a non far emergere il problema. Ecco, questo bisognerebbe cambiare anche questo culturale trasversale, perciò deve essere proprio generale il cambio, no? Cioè, giustissimo il rigore, ma deve esserci un intervento anche a livello di conoscenza, di cultura, anche rispetto alla famiglia, che è un lavoro titanico. Non ci sono altri interventi? No? Allora, chiudiamo con, oltre al ringraziamento a tutti quanti voi per aver partecipato in maniera appunto così attenta, permettetemi 2 ultimi grazie. Uno va ad una persona che non vedete mai presente qui dentro, ma vi assicuriamo che è preziosissima per noi quando organizziamo eventi di questo tipo. Si chiama Roberto Girotto, molti di voi lo conoscono, non è qui, ma insomma poi glielo riferiremo. A lui va veramente un grande grazie, e un altro grazie lo rivolgo ai rappresentanti degli studenti che, come al solito, si sono resi disponibili ad aiutarci. Sì, rappresentanti degli studenti assieme ad altri studenti, c'è un gruppo, uno zoccolo duro di studenti che ormai da qualche tempo ci aiutano, ci supportano, ci sostengono, e con i quali abbiamo condiviso un bel percorso, e quindi stiamo condividendo con loro anche queste esperienze che appunto poi non sono soltanto organizzative, ma diventano di vera e propria formazione.
Grazie ancora, buona serata e arrivederci a presto perché abbiamo in calendario altri appuntamenti di questo tipo. Grazie.